Un cordiale buongiorno a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori da Giulio Cainarca. Ben trovati all'appuntamento con la rassegna stampa. È mercoledì 3 settembre e prima di vedere i titoli di prima pagina e gli argomenti di oggi, partiamo da quello che è stato l'argomento, o meglio, il fatto del giorno, completamente ignorato, questo mi ha colpito, nelle aperture dei telegiornali di ieri sera. Un altro uomo al quale è stata segata la testa. Si tratta del 31enne reporter americano David Steven Sotloff, rapito un anno fa in Siria. Un altro decapitato, titola il Corriere della Sera in prima pagina, la sfida a Obama. Lo Stato islamico filma la morte del reporter Steven Sotloff. Gli Stati Uniti, terrificante. Secondo video shock dopo quello di Foley. Il boia sarebbe ancora John l'inglese che avverte: sono tornato. E la racconta così Lorenzo Cremonesi sul Corriere della Sera. Un secondo giornalista americano, il 31enne Steven Sotloff, decapitato dai militanti sunniti dello Stato islamico in Siria. Il video dell'orrore diffuso ieri nel tardo pomeriggio. Come nel caso di James Foley, nel filmato della sua uccisione divulgato il 19 agosto, anche Sotloff veste la tunica arancione. Ha i capelli molto corti, ma un poco più lunghi di quando ci venne mostrato dagli aguzzini alla fine delle immagini della mattanza di Foley. Anche la barba è più lunga. Il fatto suggerisce che la sua esecuzione non è stata contemporanea, come qualche commentatore ed esponenti dell'amministrazione americana hanno ipotizzato ieri. Del resto, il carnefice, nella parodia assurda, scrive Cremonesi, in cui vorrebbe giustificare il suo crimine, fa alcuni riferimenti temporali molto recenti. Accenna ai bombardamenti americani in Iraq, specie nella zona di Mosul, soprattutto parla di quelli su Amerli, la cittadina di turcomanni sciiti accerchiata dalla guerriglia dello Stato islamico e liberata solo 3 giorni fa grazie all'intervento diretto dell'aviazione statunitense. Una visione attenta delle immagini dell'orrore fornisce altri dettagli. Stesso ambiente desertico, pochi arbusti abbarbicati alle colline giallastre. Nel caso di Foley era stato indicato potesse trovarsi alla periferia di Raqqa, la cittadina siriana assurta a capitale delle milizie dello Stato islamico, eppure il luogo specifico è nettamente diverso. Foley si trovava sulla cima di una collina, Sotloff è inginocchiato come lui, ma sul fondo di un avvallamento circondato da alture brulle. Il messaggio è invece lo stesso. Lo Stato islamico ricatta l'America. Se continuerete ad attaccarci, a farne le spese saranno i vostri cittadini. Il video dura 2 minuti e 46 secondi e segue la fattura e la narrativa di quello precedente ed è confezionato in modo cinematografico e molto accurato. Comincia con una sequenza in cui Barack Obama è ripreso mentre promette di continuare: ciò che posso fare, dice Obama, per proteggere il mio popolo e combattere lo Stato islamico. Segue il titolo del video, secondo messaggio all'America, e quindi appare Steven Sotloff. Parla lentamente, seguendo un discorso memorizzato oppure leggendo da un testo posto dietro la videocamera che noi non vediamo. Questo è il mio messaggio, dice Steven Sotloff. Obama, avevi promesso di proteggere le nostre esistenze, ma perché io devo pagare per la tua politica? Non sono un cittadino americano? Abbiamo speso milioni di dollari nella nostra guerra contro lo Stato islamico. Dove sta l'interesse del popolo americano? Avevi promesso di portare le nostre truppe a casa dall'Iraq, dall'Afghanistan e chiudere Guantanamo. Ora sei alla fine del tuo mandato e non hai raggiunto alcun obiettivo, dice Steven Sotloff. Poi è la volta del boia, sembra lo stesso di Foley, o comunque questo vuol farci credere. Stessa divisa nera, stessa maschera, stesso coltello brandito con la mano sinistra, stessa fondina con la pistola sotto l'ascella sinistra, stesso accento inglese, statura e corporatura molto simili, gestualità quasi uguale. Soprattutto l'assassino si rivolge al presidente americano come se volesse riprendere il discorso sospeso al momento della morte di Foley. Sono tornato, Obama, dice con voce un poco roca, aggressiva e brutale. Sono tornato a causa della tua politica estera arrogante nei confronti dello Stato islamico.
Nonostante i nostri avvertimenti, hai continuato a bombardare la diga di Mosul e la città di Amerli. Ora la tua politica è tornata a mettere a rischio la vita di un altro cittadino americano. Così come i tuoi missili continuano a colpire la nostra gente. Il nostro coltello continuerà a colpire il collo della tua gente. Le frasi sono semplici, elementari, occhio per occhio, dente per dente, scrive Lorenzo Cremonesi. Il suo discorso è molto più breve di quello del giornalista. Una volta terminato di parlare, l'assassino fa un passo dietro le spalle di Sotlov con una mano, lo ferma al mento, con l'altro taglia la gola. La scena però è interrotta. Come era anche stato nel caso di Foley, la morte appare velocissima, quasi asettica. Per la verità, nel video di ieri la scena è ancora più interrotta. Nel caso di Foley, per qualche secondo si vede la mano del boia resecare la gola di Foley. In questo caso no. La vittima sembra accettare il proprio destino con quieta sottomissione. In verità, scrive Cremonesi, chiunque abbia assistito a scene di questo genere sa bene che la cosa può essere molto più brutale, con le urla soffocate, gli zampilli di sangue, i conati dell'agonia. Tutto questo non c'è. La sequenza seguente mostra il corpo di Sotlov a terra, tunica arrossata, sabbia insanguinata, testa mozzata, appoggiata al petto, esattamente come nel caso di Foley. E la minaccia finale. L'assassino tiene per la tunica dietro al collo un terzo ostaggio, che è stato riconosciuto come David Cawthorne Haynes, un cittadino britannico sparito in Siria nel 2013. Stessi capelli corti, stessa tunica arancione. Avvisiamo gli Stati Uniti di ritirarsi e non attaccare più lo Stato islamico, dice il boia. Il ricatto dell'orrore continua. E fa impressione in maniera particolare, se si può dire così, davanti a una scena del genere, un filmato di questo tipo, lo sguardo terrificato, a differenza di quello dei 2 ostaggi americani già decapitati, del cittadino britannico che chiude questi 2 minuti e 46 secondi di video. Lo sguardo del cittadino britannico si conficca nell'anima di chiunque lo abbia visto. Anche Gian Michalessin sul giornale dà conto dell'altra decapitazione, stessa mano, stessa mattanza, stessa promessa di ripeterla a breve. Il film dell'orrore ricomincia e la testa della seconda vittima predestinata rotola nella sabbia, scrive Michalessin oggi su Il Giornale. Come un impietoso thriller, il terrorismo psicopatico dei fanatici del califfato torna a colpire. Steven Sotlov, 31enne, giornalista americano già condannato a morte dallo Stato islamico, subisce la stessa straziante decapitazione inflitta 2 settimane fa al suo collega e connazionale James Foley. Sono tornato, Obama, a causa della tua arrogante politica estera nei confronti dello Stato islamico. L'assassino esordisce così. Come un killer seriale uscito dalla sceneggiatura di un film di serie B, si rivolge al Presidente degli Stati Uniti lanciandogli la stessa sfida che un maniaco indirizzerebbe a un detective della polizia. Ma non è un film. È una triste liturgia che si ripete con la minaccia che il prossimo a essere ucciso sarà un ostaggio britannico. Ed allora ecco anche Sotlov condannare in punto di morte non il boia, ma la propria patria, l'America, colpevole di averlo abbandonato al proprio destino, o peggio, di averlo condannato a morte continuando a bombardare le postazioni irachene dell'IS, lo Stato islamico, nonostante la promessa dei terroristi di sgozzare pure lui. Sono Steven Joel Sotlov, sono sicuro che a questo punto sapete esattamente chi sono e perché appaio davanti a voi. E ora ecco il mio messaggio, declama il poveretto col tono di chi è stato costretto a buttar giù a memoria l'ultimo messaggio della propria vita. A differenza del compagno di sventura Foley, che nel bene o nel male anche alla propria famiglia parla, Sotlov si rivolge direttamente alla Casa Bianca. Obama, se la tua politica di intervento in Iraq doveva servire a tutelare vite e interessi americani, perché ora pago con la mia vita il prezzo della tua interferenza? Non sono un cittadino americano? Hai speso miliardi di dollari dei contribuenti, abbiamo perso migliaia di uomini in precedenti scontri con lo Stato islamico. Qual è l'interesse del popolo americano a riaccendere questa guerra? Mormora il poveretto. E anche stavolta ti chiedi perché non reagisca, perché non tenti di morire lottando, perché vada pure lui incontro al proprio destino come un incosciente agnello sacrificale. Cosa può indurre tanta rassegnazione? Cosa lo spinge ad accettare il proprio destino senza un urlo, una lacrima, un moto di disperazione?
Anche stavolta, scrive Gian Michalessin, quella rassegnata disperazione farà dubitare, farà scrivere a qualcuno che abbiamo assistito a un falso, a un'esecuzione creata ad arte. L'hanno già scritto su Foley. E stavolta alle solite fole s'aggiungono le indiscrezioni di intelligence, secondo cui Sokolov sarebbe stato ammazzato lo stesso giorno del suo collega. Comunque sia, ora, 2 settimane dopo, ci risiamo. Anche stavolta tutto perfetto, pulito, estremamente curato. Anche stavolta la tuta arancione del morituro contrasta con la tunica nera dell'aguzzino e con l'abbacinante chiarore del deserto. E poi c'è John. È tornato, ma non occorre che lo dica, lo sappiamo. Riconosciamo l'accento del sud dell'Inghilterra. Distinguiamo la stessa rivoltante familiarità con la morte, la medesima disumana indifferenza. Sono tornato, Obama, sibila, e sono tornato a causa della tua arrogante politica estera verso lo Stato islamico, a causa della tua insistenza a bombardare la diga di Mosul nonostante i nostri avvertimenti. Ecco, Obama, cosa hai guadagnato dalle tue azioni. Solo un altro cittadino americano. Fintanto che i tuoi missili continueranno a colpire il nostro popolo, i nostri coltelli continueranno a colpire il collo del tuo popolo. Il resto è abitudinaria routine, la stessa dell'inserviente del macello arrivato a svolgere il compito quotidiano. Ti chiedi se mentre agita quel coltellaccio lo rigira nella gola di Sokolov, mentre cerca la giugulare e indugia tra le vertebre, pensi almeno per un attimo alla madre della vittima, a quella triste, smagrita, disperata mamma di Steven che si era rivolta al suo capo, al califfo Abu Bakr al-Baghdadi. Sperava in un briciolo di pietà. Ha avuto solo un altro carico di orrore, scrive Gian Michalessin su Il Giornale. E in prima pagina sulla Stampa c'è invece l'articolo di Domenico Quirico. Steven Sotloff, giornalista americano, sapeva di dover morire. L'avevano annunciato 2 settimane fa i suoi assassini, gli uomini del califato di Mosul, la cui vita è una partita doppia con Dio. Lo pregano 5 volte al giorno, lo bestemmiano negli atti 10.000 volte, scrive Domenico Quirico, che, come tutti sanno, è stato nelle mani dei rapitori a sua volta. Parlavano con assoluta freddezza, quasi che le parole uscissero loro di bocca come ghiaccio. Ti uccideremo come abbiamo ucciso Foley, tu sarai il secondo, e poi sarà la volta di un altro e un altro ancora. Talvolta, scrive Quirico, c'è una parola che pronunciata con apparente indifferenza acquista a un tratto come un senso cabalistico, si fa pesante e stranamente veloce, squarcia un vano, chissà dove, nelle regioni del futuro, e poi torna al punto di partenza. La parola è piombata in Steven Sotloff come un proiettile, penetrando senza dolore, quasi inavvertitamente, attraverso la carne, i tessuti, le cellule e i nervi, finché è scoppiata. Ha prodotto uno squarcio orrendo e ha fatto sgorgare sangue, vita, dolore. Presto morirai, presto. E il terrore gli stava dentro, nel profondo. Terrore e certezza assoluta. Mai più, pensava, mai più vedrò questo luogo o altri, la faccia dei miei amici, mai più. Quando verrà quel presto? Il sangue gli sgorgò dal cuore, gli rifluì al cuore, circolava, la vita circolava, il battito del polso ormai non diceva altro che quel presto. Non si riesce nemmeno a pensare non voglio morire. Ogni volta che si vuole formare quella frase ti viene in mente prepotente morirò e presto. Presto, che terribile parola, scrive Domenico Quirico sulla Stampa di oggi. Ma quando è presto? Un secondo? Un anno? Quel presto, a te ostaggio, vittima già designata, comprime il futuro e non c'è nulla di certo, nulla di nulla. È incertezza assoluta. Presto non è nulla, presto è molte cose, presto è tutto, presto è la morte. Presto sarò morto. Qualcuno fuori di te lo ha detto, che quel presto si realizzerà e qualcosa dentro di te lo conferma. A ogni modo sarà prima che questa guerra infernale finisca. Ma quando finirà questa guerra? Può passare un anno prima che le milizie islamiche cedano il terreno conquistato e gli americani comunque bombarderanno e allora non vedrò più la pace, niente pace, non ci sarà più nulla per me, più nessuna gioia umana. L'America non tratta coi terroristi, l'America non paga riscatti, triste machiavellismo degli implacabili che non getta nulla in pasto al Minotauro. Presto morirò. Per gli altri ostaggi, forse, denaro, mercati, trattative comunque, per lui nulla. Tutto questo non ci sarà, il futuro non ha più volto quando sei ostaggio. Ostaggio così, senza speranza, a un certo punto è mozzo
e più ci si pensa, più ci si rende conto di quanto è ormai vicino quel presto. Non ci sono più sogni, conclude con 3 puntini di sospensione Domenico Quirico in prima pagina sul quotidiano La Stampa. Chi era David Joel Sotloff, giornalista affascinato dall'Islam, titola Avvenire in primo piano. La mamma aveva lanciato un appello al califfo: salvalo. 31 anni, ebreo, operava come freelance, era stato rapito nell'agosto 2013, era andato in Medio Oriente, scrive Avvenire, attirato dalla complessità della regione e dall'educazione ricevuta in una famiglia ebrea sopravvissuta alla Shoah. Steven Sotloff, come il cattolico James Foley, l'altro giornalista decapitato dallo Stato islamico americano, apparteneva a una delle 3 fedi la cui coabitazione sembra ogni giorno più difficile. Sotloff veniva da una famiglia osservante. La madre, Shirley, che insegna all'asilo della sinagoga di Pinecrest, sobborgo di Miami, Florida, era determinata a preservare la memoria dell'Olocausto perché i suoi genitori erano sopravvissuti alla Shoah, si legge in una breve biografia pubblicata dal Tempio ebraico. Se però aveva avuto un ruolo nell'educazione di un ragazzo con la passione per lo sport e il giornalismo, la religione per Sotloff non si era tradotta in politica. Era affascinato dal mondo islamico, parlava bene l'arabo, per questo ora lo minacciano di decapitazione, aveva scritto su Twitter Ann Marlowe, una collega di Sotloff, dopo che Steven era apparso in tuta da prigioniero arancione, minacciato da un jihadista al termine del video della barbara uccisione di Foley. 31 anni, nato e cresciuto in Florida, Sotloff aveva fatto per anni il freelance prima di essere rapito. Aveva scritto da Siria, Egitto, Libia, Turchia, Bahrain, per testate come Time, Christian Science Monitor, Foreign Affairs e World Affairs Journal. Il suo sequestro, secondo altri colleghi, sarebbe stato il frutto di un tragico capriccio del destino. Steven sarebbe stato rapito perché aveva scelto come collaboratore locale per entrare in Siria una guida, la cui identità però era stata bruciata coi rapitori da un altro reporter straniero senza esperienza, intenzionato come lui a varcare il confine tra Turchia e Siria. Era un uomo segnato, ha scritto qualche giorno fa sul Daily Beast Ben Taub, freelance e studente di giornalismo che ha passato le ultime 2 estati a Kilis, piccola città turca a 6 chilometri dal confine siriano, per documentare la vita ai margini del conflitto. Sotloff era stato preso in ostaggio nell'agosto 2013. La guida siriana, rapita con lui, era stata liberata 2 settimane più tardi. Una decina di giorni fa la madre aveva inviato una petizione al sito della Casa Bianca chiedendo al presidente Barack Obama di fare tutto il possibile e aveva lanciato un appello disperato rivolgendosi direttamente ad Abu Bakr al-Baghdadi, leader dello Stato islamico, chiamandolo califfo. Mio figlio Steven è nelle sue mani, aveva detto Shirley Sotloff. Le chiedo di liberare mio figlio, le chiedo di usare la sua autorità per risparmiare la sua vita. E intanto racconta ancora Avvenire, l'esecuzione di Sotloff non è l'unica prova della brutale violenza dei jihadisti. Salem Matti Kurki, cristiano di 43 anni, caldeo, è stato picchiato e torturato a morte dagli uomini del califfato a Bartalà, nella piana di Ninive. Dall'8 agosto l'uomo era sopravvissuto, raccontano fonti di Asia News, razionando cibo e acqua, nascosto nella sua abitazione, blindato. Per un cardiopatico come lui, la fuga era impossibile. Lunedì, finite le scorte, Salem è uscito di casa spinto dalla necessità di cibo e acqua. Pochi passi e si è imbattuto in un posto di blocco di fronte alla chiesa della Vergine Maria, in pieno centro a Bartalà, piana di Ninive. Immediato l'arresto dell'infedele che i miliziani hanno cercato di convertire a forza all'Islam. Di fronte al suo fermo rifiuto, la brutale reazione: Salem è stato picchiato, torturato a morte e poi abbandonato in strada. Un altro cristiano è morto a Baghdad, Fadi Nabil Ibrahim Abush, di soli 20 anni, ucciso dall'esplosione di un'autobomba. Episodi che rafforzano quanto denuncia Amnesty International in un rapporto diffuso ieri, dove si parla di una pulizia etnica di dimensioni storiche a opera dello Stato islamico. Decine e decine di uomini e ragazzi della zona di Sinjar rastrellati, caricati su camion e poi massacrati in gruppo o uccisi individualmente.
centinaia se non migliaia di donne e bambini, così come di uomini della minoranza yazida, sono stati rapiti dallo Stato islamico, dice ancora il rapporto di Amnesty. Una brutale campagna per eliminare ogni traccia di popolazioni non arabe e non sunnite, con uccisioni di massa, due delle più sanguinose quando lo Stato islamico ha razziato i villaggi di Chinive e di Kocho il 3 e il 15 di agosto. Centinaia di persone sono state uccise solo in questi due villaggi, gruppi di uomini e ragazzi rastrellati e uccisi. Sparizioni che riguardano anche soldati iracheni. Ieri una folla inferocita di parenti di militari dati per dispersi da giugno nel collasso dell'esercito iracheno di fronte all'avanzata dello Stato islamico ha fatto irruzione, racconta ancora Avvenire, nel Parlamento di Baghdad aggredendo i deputati e avviando un sit-in di protesta. I familiari chiedono di conoscere la sorte di circa 1700 militari di cui non si è saputo più nulla. Questo lo racconta Avvenire. Torniamo a questo punto alle prime pagine dei giornali di oggi e diamo un'occhiata all'apertura della Padania perché mette l'accento su un altro dei fatti del giorno, ovvero l'ostilità dell'Occidente contro la Russia, perché in tutto questo quadro pare che il nemico sia Putin. E soltanto un giornale oggi si ricorda della strage islamica di bambini, donne e uomini all'interno della scuola di Bieslan, esattamente 10 anni fa, uno dei fatti più atroci tra i tanti che purtroppo abbiamo accumulato nella nostra memoria in questi anni. Ne parla Francesco Bigazzi sul Quotidiano Nazionale, Il Giorno, Il Resto del Carlino e La Nazione. Ci furono 334 vittime nell'attacco alla scuola di Bieslan in Ossetia del Nord, il peggior attacco terroristico in Russia, quello della scuola di Bieslan appunto. Fra i morti 334, 186 erano bambini. Ritorno a Bieslan 10 anni dopo, si diplomano gli scampati alla strage, racconta Bigazzi. L'Ossetia commemora il raid dei terroristi ceceni islamici nella scuola. A Bieslan il tempo si è fermato, in questa cittadina del Caucaso non valgono neanche i proverbi, il tempo non lenisce il dolore. Quest'anno l'inizio dell'anno scolastico è coinciso col 10° anniversario della tragedia della scuola numero 1, dove la follia umana ha consumato il crimine più feroce nella guerra del Caucaso. Alla vigilia dell'inizio dell'anno scolastico, in un rito che si ripete immutato ogni anno, nella sede del Comitato delle Madri è stato proiettato un video girato dai familiari delle vittime. In un'atmosfera di infinito dolore, tra grida di dolore e preghiere, si rivivono gli attimi che hanno scandito il passaggio dai festeggiamenti per l'inizio dell'anno scolastico alle immagini di morte. Come vuole la tradizione della Chiesa ortodossa, i parenti delle vittime si sono dati appuntamento per ricordare i loro cari e fare in modo che il mondo non dimentichi. Il mondo ha dimenticato, e come? Bieslan, grazie all'impegno delle donne in nero, è diventata il simbolo dell'impegno civile contro la ferocia bestiale del terrorismo islamico. Va aggiunto. Il video sembra non finire mai, racconta Francesco Bigazzi. Alle 13 i sequestratori lasciano entrare 4 medici, ma non è un gesto di buona volontà. Subito dopo 2 esplosioni che scatenano il caos. Il mondo segue le immagini in diretta TV. I terroristi cominciano a sparare, entrano in azione le teste di cuoio russe. Alcuni ostaggi fuggono, altre esplosioni, crolla il tetto della palestra, dove sono rinchiusi i bimbi. Bilancio spaventoso, 334 morti, centinaia di feriti, molti invalidi, 186 bambini morti. A commuovere il modo in cui si è consumata la tragedia, dopo che il comando di 32 terroristi ceceni islamici prende l'edificio, facendo prigioniere oltre 1100 persone, per gli ostaggi cominciano 3 giorni di inferno. Gli alunni, anche i più piccoli, costretti a vivere senza mangiare. Alcune madri sopravvissute raccontano come hanno allattato i bambini per tranquillizzarli. Le sofferenze maggiori provocate dalla mancanza assoluta d'acqua nonostante la temperatura molto elevata. La palestra oggi, racconta ancora il giornalista del Quotidiano Nazionale, è diventata un museo dove, tra i segni del fuoco e delle esplosioni, è inquietante la presenza ovunque di bottiglie di plastica con l'acqua. Quest'anno l'inaugurazione dell'anno scolastico è coinciso con un evento importante, ricco di speranza. Nella nuova scuola, a salutare i più giovani, erano presenti anche alcuni degli studenti sopravvissuti alla tragedia che si sono appena diplomati.
Un saluto commovente, il segnale della volontà di andare avanti, la testimonianza della capacità di vincere almeno per un attimo l'onnipresenza della morte. Dopo Bieslan, la guerra del Caucaso ha segnato una svolta. Da quel momento tutto è cambiato per i guerriglieri islamici ceceni che avevano sfidato il gigante russo. L'eccidio di Bieslan ha alienato molte delle simpatie che i ceceni erano riusciti a conquistarsi. Nel linguaggio comune, i separatisti ceceni non sono più stati chiamati guerriglieri, sono diventati terroristi al servizio di Bin Laden, Al-Qaeda. Del comando fu fatto un solo prigioniero, Nurkapi Kulayev, giovane di 24 anni, con evidenti disturbi comportamentali. Il lungo processo a Vladikavkaz si è concluso lontano dai riflettori, si è saputo ben poco. Di questa tragedia restano numerosi interrogativi ai quali le donne in nero di Bieslan non riescono a dare risposta. Nessuno dei comandanti ceceni si è preso la responsabilità di questa missione suicida. Non si conoscono ancora i nomi di tutti i partecipanti, scrive Francesco Bigazzi sul Quotidiano Nazionale, l'unico quotidiano che ricorda i fatti di Bieslan. Però la Russia è il nemico e Mogherini è l'americana, con la K, come titola la Padania in prima pagina. Crisi ucraina, la NATO provoca Mosca con esercitazioni militari a cui partecipano anche contingenti italiani. Il ministro Mogherini indossa l'elmetto e dice che Putin non è più nostro partner, la colpa è sua. Commenta il segretario leghista Salvini: andrò in Russia a ottobre per portare l'atteggiamento opposto a quello che sta adottando l'Europa, cioè dialogo, confronto, collaborazione. Ma in prima pagina sulla Padania ci sono altri 3 titoli. Nuova mazzata dagli ultimi dati dell'Istat, il lavoro nelle grandi aziende è calato dello 0,8% in un anno, e poi la Cassazione ha deciso, storica sentenza, no a candidati extracomunitari nei concorsi pubblici. Dice la Cassazione che la regola dell'esclusione dello straniero extracomunitario dal lavoro pubblico è frutto di una scelta politica tuttora espressa nella legislazione vigente. Mentre si vota il 18 settembre in Scozia per l'indipendenza, secessione sempre più vicina, i favorevoli salgono al 47%, titola la Padania in prima pagina, con un articolo di Paolo Brera, dal pesce fritto ai nomi, quanti legami fra Scozia e bel paese, o meglio, il pesce fritto fu portato dalla Toscana, dalla Garfagnana per la precisione. Il famoso fish and chips ha origini toscane, ma ci sono molti altri punti di contatto fra la Scozia e le regioni padane, ad esempio la Liguria, sottolinea Brera. Intanto i sì alla secessione della Scozia salgono vicini al 50%, ma il primo piano della Padania è dedicato all'intervista di Alessandro Montanari a Matteo Salvini al rientro da Cina e Corea del Nord. Bocciata la politica estera di Bruxelles da parte del segretario leghista, è un suicidio politico ed economico, dice Salvini. No all'Unione Europea anti-Putin, vado in Russia per cercare il dialogo. Con me in Corea del Nord, altra tappa del viaggio di Salvini, c'erano imprenditori del settore agricolo, turistico-alberghiero e sportivo. Abbiamo constatato che in Corea del Nord c'è spazio per l'Italia. Loro hanno bisogno di imprese per l'edilizia, energie rinnovabili e agricoltura. In passato hanno anche chiesto 2 navi da crociera all'Italia e l'Italia, in modo secondo me idiota, ha detto no in nome dell'embargo. Così noi diciamo no e poi a fare la stessa cosa sono arrivati i tedeschi. Il dialogo e gli scambi commerciali al posto delle sanzioni, degli embarghi, delle guerre. L'Europa non sta sbagliando solo in campo economico, ma anche in campo geopolitico con gli stati non occidentali. A metà ottobre il segretario della Lega Nord sarà in Russia e nelle zone contese del conflitto con l'Ucraina. La Corea del Nord, dice Matteo Salvini alla Padania, è una delle terre più lontane e ignote del mondo. Da persona curiosa, l'idea di andarci mi ha interessato. La Corea è l'ultimo pezzo di mondo non raggiunto da internet, telefoni cellulari, satelliti. Dal punto di vista geopolitico, il dialogo vale più degli embarghi e delle minacce nucleari. Volevo portare una voce di vicinanza e non di pregiudizio a prescindere. Certo, la Corea del Nord resta un mondo lontano anni luce. Non c'è libertà di stampa e nemmeno di religione, ma un conto è sentirne parlare, altro conto è vedere la realtà con gli occhi propri. Quanto all'altra parte della missione in Cina, è un paese che cresce a velocità impressionante e dove si sta costruendo il futuro,
In Cina abbiamo toccato con mano il fatto, peraltro già noto, di come loro riescono a fare in 5 mesi un'opera pubblica per cui a noi in Italia occorrono 5 anni. Lì ti rendi conto di come a Bruxelles e a Roma vivano su un altro pianeta quando parlano di sindacati, legge 626, salario minimo garantito, limiti all'agricoltura, embargo alla Russia. La Cina produce quello che produciamo noi a un quinto del costo, possiede la metà del debito pubblico americano, si sta comprando mezza Africa. Se non ci difendiamo e non rilanciamo, per noi è finita, dice Salvini. Quanto alla Russia, l'Europa sembra aver scelto la via della forza. L'Alleanza Atlantica, la NATO, ha allestito una forza di intervento rapido nei territori di confine con la Russia. A questa forza parteciperà anche l'Italia. Questo, commenta Salvini, è un suicidio. Il mito dell'esportazione della democrazia in Iraq, Afghanistan e Libia ha dato pessimi risultati. Scherzare adesso con la Russia è scherzare col fuoco, una cosa assolutamente folle. Ecco perché a metà ottobre andrò in Russia, dice Salvini, per portare là l'atteggiamento opposto a quello che sta adottando l'Europa, cioè dialogo, confronto, collaborazione, partenariato. Questo maledetto embargo costa alle imprese italiane almeno 1 miliardo di euro. Non è un prezzo che ci possiamo permettere di pagare per gli sghiribizzi di Bruxelles e Washington. Il viaggio lo stiamo organizzando, sicuramente andremo alla Duma, il Parlamento russo, però vorrei riuscire ad andare nelle zone contese, in Crimea, per vedere coi miei occhi. Mogherini, ministro degli esteri europeo. Non conta un fico secco, commenta Salvini, già faticava Lady Ashton, figuriamoci Mogherini. In Europa e nel mondo, con tutto il rispetto per lei, non la conosce nessuno. Il problema però è il ruolo. Il rappresentante della politica estera europea è un ruolo di pura rappresentanza, alla Renzi. Fossi stato al posto di Renzi, io avrei chiesto il commissario al commercio, all'industria o alle politiche agricole, qualcosa di utile alle nostre imprese, non un ruolo di pura rappresentanza. Mogherini è assolutamente allineata e coperta con Bruxelles, Berlino e Washington. Ci si aspettava da lei un atteggiamento distensivo nei confronti della Russia e invece ha subito fatto la voce grossa. Se l'hanno messa lì, commenta Salvini, è perché sapevano che non sarebbe stata un ostacolo. Peccato però che queste posizioni rappresentino il contrario delle necessità dell'Italia dal punto di vista energetico, commerciale, industriale e anche culturale. Quanto alla vicenda dei Marò, altro tema toccato nell'intervista alla Padania, l'errore madornale del governo Monti fu di rimandarli là, in India. Detto questo, però, la vicenda dei nostri Marò è la dimostrazione plastica del fatto che l'Europa non esiste. Se la stessa vicenda fosse accaduta a 2 militari tedeschi, sicuramente sarebbero già tornati a casa, ma sono italiani e l'Europa se ne sbatte. Infine l'ultimo tema, la Scozia, tra giorni potrà votare l'indipendenza. Mi sembra che sia una spesa economica spropositata da parte degli unionisti, quella che stanno facendo per promettere di tutto a tutti. Non vorrei che si stessero comprando i voti 1 a 1, in stile 80 euro Renzi. Temo che i grandi finanziatori stiano concentrando le forze in massa. Detto questo, è bello che un referendum per l'indipendenza ci sia, conclude Salvini, e noi continuiamo a sperare di poter festeggiare il 21 settembre prossimo a Cittadella la grande vittoria del popolo scozzese. Così Salvini alla Padania. Tanto la NATO provoca Mosca, come dicevamo, anche soldati italiani in esercitazione. Iniziate manovre su larga scala tra Polonia, Germania, paesi baltici. Il ministro degli esteri russo Lavrov dice così incoraggiano il partito della guerra a Kiev e il segretario dell'ONU Ban Ki-moon dice che non c'è una soluzione militare alla crisi ucraina, per quel che conta il segretario dell'ONU e l'ONU stessa. Ci lasciamo la Padania poi però ancora con un paio di segnalazioni dalla pagina delle cronache. Immigrati in villa, la prefettura pagherà 1.500 euro per l'affitto, il caso a Ponte dell'Olio, il leghista Guidesi a capo della protesta, inammissibile e pericoloso, dice il deputato leghista. Mentre la Germania ha detto sì all'operazione Frontex Plus, l'evoluzione di Mare Nostrum, ma al momento sono solo parole, scrive la Padania. Poi c'è la cronaca da Iesi, vi ammazzo tutti, nigeriano con macete minaccia i passanti a Iesi. L'africano era già stato arrestato per aver preso a testate un carabiniere, venendo rilasciato
quasi subito. Luca Rodolfo Paolini, segretario leghista delle Marche, dice: arriverà il solito buono che dirà che tutta la colpa è della società e troverà comprensione e clemenza che mai toccherebbe a un italiano. E infine da Bologna, città assediata, questuanti e lavavetri, sequestrare il ricavato è la proposta della consigliera comunale leghista Borgonzoni. Fondamentale sarebbe anche chiudere i luoghi dove questi individui vanno a dormire. Ma a proposito del caso di Jesi, c'è il primo piano del quotidiano nazionale del giorno che dà conto di questa performance, diciamo così, del delirio del nigeriano e anche però del delirio di certi soggetti che circolano per l'Italia e che si fanno il selfie, si scattano la fotografia davanti all'uomo con i 2 macete in mano. Il carabiniere invece che l'ha bloccato racconta come ha fatto: italiani, adesso vi ammazzo tutti, diceva l'uomo coi 2 macete in mano. 1 ora e mezzo quasi di follia nelle vie del centro storico di Jesi. Precious Omobogbe, 25 anni, nigeriano, disoccupato, con un curriculum criminale di tutto rispetto, 4 arresti, tutti per violenza e resistenza da gennaio ad agosto di quest'anno. Lunedì sera avrebbe potuto fare una carneficina. Una serie di fatalità e la bravura finale di un capitano dei carabinieri hanno impedito che dopo Milano anche Jesi si macchiasse di sangue. E pensare che in questa follia globale, scrive Andrea Massaro dall'Anconetano, da Jesi appunto, c'è chi non ha resistito al brivido e ha scelto di farsi un selfie con il nigeriano alle spalle che imprecava, invocava il diavolo, minacciava di morte i carabinieri e urlava: italiani di merda, vi ammazzo tutti. Precious non scherzava affatto il nigeriano. Poteva essere una tragedia, ha detto infatti il colonnello dei carabinieri del comando di Ancona, Luciano Ricciardi. Il nigeriano ha tenuto sotto scacco la città per 1 ora abbondante, rischiando di colpire i passanti che nel frattempo accorrevano attirati dal frastuono delle sirene e dai colpi di pistola vibrati in aria. 3 gli spari esplosi dalla pistola d'ordinanza di un poliziotto. Il terzo proiettile è rimbalzato a terra e ha colpito il giovane africano alla gamba sinistra. Circostanza importante perché Precious Omobogbe verrà indebolito dal colpo e perderà molto sangue. L'uomo era uscito da una casa, da un paio di mesi abitava a Jesi con mamma e sorella, già armato con un coltello da cucina di oltre 20 centimetri, 19 e 25 di lunedì. I passanti che lo vedevano si fermavano e chiamavano 112 e 113, una ventina le segnalazioni. Precious ha quindi imboccato Corso Matteotti, zona centralissima di Jesi dove passeggiano molte persone. Il giovane si è diretto verso un negozio di Arrotino. Dopo aver preso un sasso dall'allestimento di un negozio di computer, ha sfondato la vetrina dell'armeria afferrando 6 macete. Dalle foto sembrano proprio dei macete, in effetti. Nella foga 4 ne ha lasciati per strada. Si è messo a correre con 2 lame in mano. In un delirio totale ha continuato la sua corsa verso le Scalette della Morte, che è un luogo di Jesi. Nel frattempo era stato già intercettato da carabinieri, poliziotti e vigili urbani, che hanno impedito che entrasse in un bar. C'era il pericolo che potesse prendere qualcuno in ostaggio. Lunghe le trattative. I carabinieri hanno provato anche a farlo parlare, inutilmente con la madre. Precious ha pensato di barricarsi nella chiesa di San Pietro, ma ha trovato il portone chiuso. È rimasto dietro una balaustra circondato da carabinieri e poliziotti. Il comandante della compagnia di Jesi, il capitano Mauro Epifani, con grande freddezza ha alzato le mani e si è avvicinato a lui. Il nigeriano ha posato i macete, ma quando ha visto che altri 2 carabinieri si stavano gettando su di lui per immobilizzarlo, ha avuto uno scatto di reni e ha tentato di affondare il macete sul capitano, per fortuna colpendolo solo di striscio. Per me è un atto dovuto, ha detto il comandante. Quell'uomo era molto pericoloso e i nostri ragazzi sono stati bravissimi. Si è sfiorata una tragedia, ha detto il capitano dei carabinieri. Ora il nigeriano è piantonato in ospedale, in arresto per tentato omicidio, furto, danneggiamento, lesioni personali aggravate. Con ciò lasciamo questa pagina di cronaca. C'è da segnalare l'intervista, ce ne sono 2, una sulla Stampa e una sul Corriere della Sera a Matteo Salvini dopo la visita con Razzi, scrive il Corriere della Sera, in Corea del Nord. C'è uno splendido senso di comunità, così il Corriere intitola l'intervista riassumendola. Sono un tipo curioso, la Corea del Nord è uno dei luoghi meno conosciuti al mondo e mi son detto, perché no, dice Salvini,
al Corriere della Sera. È capitata l'occasione e l'ho colta al volo. Potevo andare in vacanza in Sardegna, invece no, volevo vedere le cose coi miei occhi senza pregiudizi. La Corea del Nord è un paese molto diverso dal nostro, ma è anche un'opportunità gigantesca per i nostri imprenditori. Hanno bisogno di molte cose, l'embargo nei loro confronti è idiota. Pensi che ci avevano chiesto 2 navi da crociera, non gliele possiamo dare, è assurdo, l'embargo nei loro confronti andrebbe tolto come alla Russia di Putin. Il programma nucleare della Corea del Nord, la situazione dei diritti umani, premesso che non cambierei mai la mia vita con quella che si conduce in Corea del Nord, la pena di morte c'è anche in altri stati, negli Stati Uniti per esempio, e per la libertà di stampa lì non fanno altro che parlare del grande maresciallo, il leader Kim Jong-un. Ma da noi non si cantano le lodi a Renzi tutti i santi giorni? Non è la stessa cosa, non baratterei mai la mia libertà, si tratta però di un altro modello, che io non demonizzo, non indico come un inferno un sistema che non conosco. Lì lo Stato dà tutto, scuola, casa, lavoro. Insomma, al mondo non c'è solo lo stile di vita americano. Quanto alla Cina, l'India e la Russia, ci andrò in autunno. Sarò il portavoce delle imprese italiane che se ne sbattono delle sanzioni di Bruxelles e di Washington contro Putin. Nel nostro gruppo all'Europarlamento lo diciamo spesso, guardare a est. Corea del Nord, sono contento di esserci andato, dice Salvini al Corriere della Sera. Ho visto un senso di comunità splendido. Bambini che giocano in strada e non con la PlayStation. Grande rispetto per gli anziani, cose che in Italia non ci sono più. Ho pagato tutto io, cibo, alberghi, nessun costo per il contribuente. Il senatore Razzi, persona spumeggiante, piena di iniziativa. In Corea è un'autorità. Nella nostra delegazione c'erano imprenditori del turismo, agricoltura e edilizia. Lì si possono fare affari. Hanno bisogno di macchine, trattori, motorini. Gli abbiamo venduto 2 milioni di piante di mele. Con noi c'erano coltivatori trentini, dice Salvini. Mentre, sempre dal primo piano, ma dell'ANSA stavolta, c'è la notizia di un nuovo video dell'ISIS. La Casa Bianca parla di atto terrificante, ma non è ancora arrivata la conferma ufficiale. Dopo la minaccia al cittadino britannico. Adesso però andiamo alla prima pagina del Sole 24 Ore, perché c'è una lunga intervista del direttore del quotidiano di Confindustria Roberto Napoletano al presidente del Consiglio Renzi. Il quotidiano di Confindustria riassume l'intervista in prima pagina così: subito tagli per 20 miliardi e sul bonus, quello di 80 euro, non torno indietro. Avanti con le privatizzazioni, ma no alla vendita di un'altra quota di Eni e Enel entro l'anno. Sul lavoro la direzione di marcia è il contratto a tempo indeterminato ma flessibile. So che qualcuno storce il naso, ma il paese si salverà con i suoi imprenditori e le sue famiglie. Così il Sole 24 Ore riassume l'intervista, che viene introdotta così da Roberto Napoletano, dando un'immagine di Renzi quantomeno un po' strana, diciamo così. Ha una sciabola in mano, Matteo Renzi, e la brandisce muovendosi da un capo all'altro della stanza nel suo ufficio a Palazzo Chigi. Il fido portavoce Filippo Sensi teme che tra un roteare e l'altro della scimitarra, della spada, della sciabola anzi, venga giù un pezzo di lampadario. Guardavo entrambi, scrive il direttore del Sole 24 Ore, e pensavo se avevo davanti un novello condottiero o un Don Chisciotte, e soprattutto in quel lampadario per un attimo ho visto l'Italia e il suo rischio di una caduta fragorosa. Dio ce ne scampi. Così introduce Roberto Napoletano la sua intervista a Matteo Renzi, che è un'immagine decisamente curiosa, quella di Renzi che davanti al direttore del Sole 24 Ore prende la sciabola e comincia a sciabolare in giro per la stanza, facendo temere a Roberto Napoletano che addirittura con sta sciabola tiri giù il lampadario, metafora dell'Italia che schianta, che crolla. Di Renzi non abbiamo condiviso il calendario delle priorità, scrive il direttore del quotidiano di Confindustria. L'emergenza è l'economia, non le riforme istituzionali. Ma il colloquio parte dal bonus di 80 euro, che non ha portato la scossa all'economia. Le vendite al dettaglio in caduta, meno 2,6%, disoccupazione in crescita, 12,6%, Italia in recessione e deflazione. Il paese, dice Napoletano a Renzi, esige serietà. L'emergenza è il lavoro può venire solo da investimenti.
Se la sente di dire che i 10 miliardi che ha impegnato per il bonus di 80 euro li mette tutti per ridurre il costo del lavoro privato, e se la sente di prendere l'impegno di fare e non annunciare una vera riforma del mercato del lavoro, è la prima domanda. Nel modo più categorico le rispondo no sulla prima ipotesi, il bonus, risponde Renzi. Ritengo prematura la valutazione degli effetti del bonus sull'economia. Ogni considerazione è parziale in assenza di uno studio serio. Abbiamo voluto il bonus da 80 euro per dare un senso di giustizia sociale e sostenere il potere d'acquisto del ceto medio tartassato in questi anni. Confermo che se riesco il bonus lo allargo, però abbiamo ridotto l'IRAP sulle imprese del 10%. Piccola parentesi, ieri il Secolo XIX, ne abbiamo parlato in prima pagina, dava conto del fatto che potenzialmente fino a 1.300.000 lavoratori che hanno usufruito in tutto o in parte dei famosi 80 euro al mese potranno essere chiamati a ridarne indietro tutto o parte, a seconda del fatto che superino la soglia dei 26.000 euro di reddito lordo all'anno. E va detto anche che uno non può saperlo adesso, perché se gli fanno fare gli straordinari da qui a fine anno supera la soglia e poi deve ridare indietro il bonus. Non c'è un giornale che oggi abbia scritto una riga su questa cosa qua, che francamente ha dell'incredibile, no? Cioè non sai quanto e se dovrai ridare indietro quanta parte o se tutto di quel bonus che hai percepito, peraltro in tutto o in parte. Chiusa parentesi, e neanche il Sole 24 Ore se ne occupa, evidentemente non è così interessante la cosa. Aumentando le tasse però sugli utili societari avete ridotto l'IRAP sulle imprese del 10%, dice Napoletano. Anche qui c'è una logica, risponde il Presidente del Consiglio. Spostare tassazione dal lavoro alla rendita finanziaria. Per la riforma del mercato del lavoro ci sarà entro l'anno, tocca al Parlamento, rispetteremo l'impegno. Insisto, dice il direttore del 24 Ore, il bonus nell'urna si è visto, 40,8% alle europee, nell'economia no. Sbagliare una volta è concesso, insistere con le poche risorse pubbliche può essere pericoloso. Che sia sbagliato lo pensa lei, caro direttore, risponde Renzi. Il bonus darà i suoi effetti, verrà confermato e percepito come strutturale, deve essere stabile, il ceto medio ha bisogno di respirare. Nel frattempo, dice ancora il direttore del 24 Ore, l'economia reale langue, la disoccupazione aumenta e il ceto medio respirerà solo se l'impresa tornerà ad assumere. Servono scelte impopolari. La situazione dell'economia reale è più grave di quella del novembre 2011, quando cadde Berlusconi, fu fatto cadere e fu chiamato Monti. Non credo, risponde Renzi, che chi governa debba necessariamente scontentare. Questa è una visione octroyée della democrazia, dice Renzi, una visione concessa, a essere letterali. Erano le costituzioni nell'Ottocento octroyée, cioè concesse dal sovrano. Comunque il concetto è quello, è una visione paternalistica, diciamo così, per la quale c'è un'aristocrazia che dirige e un popolo che non capisce, dice Renzi, un'aristocrazia che sa qual è il bene e governa senza coinvolgere il popolo. Noi dobbiamo coinvolgere il popolo e io oggi sento che il paese è coinvolto. La gente dice andiamo avanti. L'establishment che storce il naso è lo stesso che ha portato il paese in queste condizioni, dice Renzi al Sole 24 Ore. Ma a furia di dire il popolo è con me, controbatte Napoletano, non c'è il rischio di ritrovarci commissariati? Ma che? Non esiste, risponde Renzi. Il nostro paese deve uscire da questo pregiudizio negativo su se stesso. Noi diamo all'Europa più di quello che l'Europa dà a noi. Ma quale commissariamento, direttore? Certo, dobbiamo fare le riforme e farle velocemente, ma per i nostri figli, non per l'Europa. Ma lei avrebbe mai creduto che il cooperatore Poletti cambiava in senso liberale la riforma del mercato del lavoro della professoressa Fornero e restituiva l'accesso al lavoro ai giovani dando loro le opportunità che erano state frettolosamente tolte, dice Renzi, ma parlando di che, detto tra parentesi, avremo o no il contratto di lavoro a tempo indeterminato flessibile, chiede Napoletano. Il Parlamento entro fine anno approverà il Jobs Act, introdurremo in Italia il modello di lavoro tedesco e non quello spagnolo, risponde Renzi. L'Europa, ma soprattutto l'esigenza di smuovere l'economia italiana, spingono per il contratto di lavoro a tempo indeterminato flessibile, insiste Napoletano.
Stiamo mettendo fretta al Parlamento, risponde Renzi. Contratto a tempo indeterminato flessibile vuol dire superamento dell'articolo 18 e della reintegra obbligatoria? Quella è la direzione di marcia, risponde Renzi. Molte delle riforme che dobbiamo fare sono popolari. La riforma della pubblica amministrazione è popolare, magari non per i sindacalisti, ai quali abbiamo dimezzato i permessi. Lo stesso vale per la spending review. Quanto ai tagli però da effettuare, per 17 miliardi, solo per coprire le misure esistenti a partire dal famoso bonus, per fare 17 miliardi non bastano i tagli ai costi della politica, dice Roberto Napoletano. Saremo misurati dai fatti, risponde Renzi. I tagli non saranno per 17, ma per 20 miliardi, perché intendo liberare risorse da investire nei settori strategici, istruzione e ricerca, senza aumentare le tasse. Ma quest'anno, dice ancora il direttore del Sole 24 Ore, siete riusciti a malapena a fare 3 miliardi di tagli, molti dei quali a carico, come sempre, degli enti locali, che poi ricorrono all'aumento delle tasse. Sentirla parlare di 20 miliardi di tagli desta più di una perplessità. È il titolo d'apertura dell'intervista. Faremo tagli per 20 miliardi. È perplesso il direttore del Sole 24 Ore. Che lei abbia perplessità, risponde Renzi, non mi sembra una notizia. E comunque nessuno ha mai fatto la riduzione di tasse che abbiamo fatto noi. Ho qui il bilancio dello Stato. Quest'estate me lo sono studiato. Sono più di 800 miliardi di spesa pubblica. È arrivato il momento di cambiare metodo. Lunedì incontro tutti i ministri, col ministro dell'economia Padoan, e valuto con loro tagli del 3% a ciascun ministero. E qui il direttore del Sole 24 Ore dice: ma Presidente, siamo sempre al taglio lineare, quelle robe lì le faceva anche Tremonti e prima di lui, così non va molto avanti. Nei fatti, risponde Renzi, ogni ministro potrà e dovrà valutare le singole spese da tagliare, perché da tagliare ce n'è, dice Renzi. Bisogna passare dalla cultura della spesa storica a quella della spesa strategica. Finito il tempo di chi ti risponde ho sempre fatto così. Poi si passa alla riforma delle società partecipate dagli enti locali. È saltata, dice Napoletano. Sulle partecipate si deve fare in modo organico, risponde Renzi, non in modo arzigogolato. Lo faremo con un disegno strategico. Vendita delle società partecipate o aggregazione, razionalizzazione delle società partecipate? La vendita riguarda alcuni comuni, mentre è più utile, risponde Renzi, favorire processi di aggregazione, facendo attenzione a distinguere le singole situazioni. Altra questione, il governo ha promesso di assumere 100.000 insegnanti e quindi deve tagliare un altro miliardo per pagare i nuovi stipendi. Sono 150 anni, risponde Renzi, a dire, sono 150.000, chiedo scusa, quelli da assumere, non 100.000, 150.000. I professori bravi, a dire il vero, lavorano già molto più dell'orario di cattedra. Facciamo le assunzioni gradualmente e intanto cambiamo le regole introducendo criteri meritocratici, selezionando gli insegnanti, dando al preside il potere di scegliere chi ritiene più bravo. Insomma, questa è la rivoluzione. Poi più spazio per l'educazione civica artistica e la lingua inglese. Perché la RAI non può pensare di trasmettere in prima serata film in lingua inglese sottotitolati? Cottarelli ha la mia fiducia e quella di Piercarlo, dice ancora Renzi, cioè Padoan. Ha chiesto di tornare a Washington, al Fondo Monetario, ma io gli ho chiesto di restare. Vedremo se riusciremo a trattenerlo. In ogni caso la spending si fa per 20 miliardi circa, dice Renzi. L'operazione taglia debito, con la creazione di una società veicolo fuori dal perimetro della pubblica amministrazione. Falso, risponde Renzi, non c'è alcuna operazione taglia debito, non si fa. Non possiamo permetterci un danno di reputazione. Per risolvere il problema del debito dobbiamo tornare a crescere. 300 miliardi di investimenti sono stati promessi da Juncker, prossimo presidente della Commissione europea, altri 200 dalla Banca Centrale Europea. Dovremo vigilare, dice ancora Renzi, che attraverso il credito questi quattrini arrivino all'economia reale. Noi dobbiamo metterci le riforme. Pedaliamo, altro che se pedaliamo. Sullo sblocca cantieri anche voi avete ironizzato sulle cifre aggiuntive. Abbiamo trovato 3,8 miliardi in più e non mi pare poco, ma soprattutto sblocchiamo i cantieri. La proroga delle concessioni autostradali vale 10 miliardi,
I piani di lavoro fermi da nord a sud ora ripartiranno. Per le ferrovie, sblocchi per 6 miliardi. Poi c'è il credito di imposta per la banda larga, limitato nel tempo. È una finestra che si apre solo per chi investe subito. In tutto sono oltre 40 miliardi gli investimenti sbloccati. Questi 40 miliardi non li vedo proprio, controbatte Roberto Napoletano. Si faranno i 10 miliardi di privatizzazioni? Le privatizzazioni si faranno, risponde Renzi, ma non sono convinto che si debba partire da Eni e Enel. Non vedo prioritario ridurre le quote dello Stato in due società che hanno grandi potenzialità. Per fare cassa, con Padoan troveremo le soluzioni idonee. C'è una flessibilità possibile anche nella tempistica del fiscal compact, dice ancora Renzi. Se facciamo le riforme potremo avere più tempo per il rientro dal debito. Quest'anno avremo l'ennesima distruttiva manovra correttiva, chiede il direttore del 24 Ore. No, risponde Renzi, il risultato sulla crescita non sarà così negativo e possiamo puntare sui tassi bassi sul debito pubblico, su un buon andamento del fabbisogno. Dati negativi e positivi si annullano. Altra domanda del direttore del 24 Ore. Non era forse meglio per l'Italia avere in Europa un ministero economico di peso piuttosto che il ministero degli esteri di Mogherini? La risposta è sì, se si pensa che l'Europa sia solo quella dello spread e dell'economia, risponde Renzi. La risposta è no, per chi, come me, ritiene che la pace sia un valore ancor più importante da difendere e costruire. L'Italia deve tornare a pensare in grande, puntando sul mondo. Insomma, abbiamo messo Mogherini per fare la pace. Infatti la prima cosa che ha detto Mogherini è che Putin è il nemico, come del resto lo dicono tutti, non è questione di Mogherini, è questione della linea europea. Rimpasto di governo, Alfano alla Farnesina, Del Rio agli interni, fantapolitica, risponde Renzi, la squadra non si tocca. Altra domanda, e ci avviamo alla conclusione dell'intervista che occupa 2 pagine intere, le prime 2 del Sole 24 Ore di oggi. Ha o no la piena consapevolezza della gravità della crisi specifica italiana? Dice il direttore del 24 Ore. La priorità oggi è l'economia, non le riforme istituzionali. È proprio sicuro che nel suo programma di 1000 giorni ci sia un disegno organico? Risponde Renzi, non pensavo di convincerla, direttore, ma avendo convinto 4 italiani su 10, ho una grande responsabilità che mette i brividi. Questo risultato mi spinge a non guardare in faccia a nessuno. Considero tale consenso il capitale per il cambiamento di questo Paese. Questo 41%, conclude Renzi, è un utile che reinvesto nella nostra azienda, che è l'Italia, ma continuerò a farlo con quello stile di leggerezza che è mio. Non è serio solo ciò che viene detto con una faccia seria. Vengo da una cultura per cui nessuno è indispensabile. Ci si può prendere sul serio anche sorridendo. Non servono facce corrucciate, ma idee pesanti. Il paese non si salva se non si salverà con i suoi imprenditori, le sue famiglie, i suoi lavoratori, la sua gente. Continuerò a coinvolgere gli italiani anche se l'establishment storcerà il naso e tutti insieme usciremo da questa crisi, dice Renzi nella lunga intervista a Roberto Napoletano, direttore del Sole 24 Ore. Ehi, ascoltatore di Radio
Saluto a tutti. E andiamo rapidamente, rimanendo per comodità al Sole 24 Ore di oggi, che ospita dalla prima alla terza pagina l'intervista al Presidente del Consiglio Renzi. Contemporaneamente si dà conto, ma lo fanno anche altri giornali ovviamente, dell'attacco di Massimo D'Alema a Bologna alla Festa Nazionale dell'Unità. I risultati del governo per ora non sono stati soddisfacenti e un partito, ha detto D'Alema, non può essere il movimento del Premier che si circonda di persone fiduciarie. L'annoncite non è un neologismo, ha detto D'Alema. L'Italia ne ha sofferto moltissimo nel corso dei governi di Berlusconi, era un'attività costante. Credo nel ruolo dei partiti, ha detto ancora D'Alema. Credo che un partito non possa essere il movimento del Premier. I partiti dovrebbero avere una loro vita democratica, loro organismi dirigenti. Sostanzialmente il PD in questo momento non ha una segreteria, ma un gruppo di persone fiduciarie del Presidente del Consiglio. In questo modo il partito finisce per avere una vita molto stentata. I renziani controbattono, anche se Renzi per il momento ha detto nulla. Rinnova la sua storica avversione D'Alema per gli elettori, dice la parlamentare europea Isabella De Monte. Erano bellissimi i partiti che perdevano le elezioni, ma avevano un leader massimo. Commenta anche il senatore PD Andrea Marcucci, insomma due pesi minori ha utilizzato Renzi per rispondere a D'Alema. D'Alema parla male, ça va sans dire, del governo Renzi e del PD, forse pensa ancora alle recenti nomine in Europa. Mentre c'è un'altra iniziativa che è letta in chiave di ostilità a Renzi, sempre proveniente dal Partito Democratico, l'emendamento dei bersaniani alla riforma del Senato e del Titolo V che inizierà l'iter alla Camera la prossima settimana. Un gruppo di deputati bersaniani, l'ex viceministro Fassina, Lauricella e Dattorre, ha annunciato l'intenzione di presentare un emendamento per eliminare l'obbligo del pareggio di bilancio introdotto nell'articolo 81 della Costituzione nel 2012 per recepire il Fiscal Compact. Peraltro, quelli che adesso propongono di eliminarlo, a essere sinceri, sono esattamente coloro che l'hanno introdotto col governo Monti, cioè i bersaniani che vogliono eliminare il pareggio di bilancio dalla Costituzione furono coloro che lo votarono sotto il governo Monti. L'obbligo fu infatti inserito sotto il governo di Mario Monti. La possibilità di indebitarsi per fare investimenti, osserva oggi Fassina, è in linea con la politica condotta da Renzi in Europa, ma insospettisce i renziani la concomitanza di questo emendamento con le critiche di D'Alema contro Renzi. Giorgio Tonini, per i renziani, parla dell'emendamento come una manovretta che indebolisce Renzi e Draghi in Europa, e Roberto Giachetti ricorda che la riforma del pareggio di bilancio fu votata nel 2012 dal Partito Democratico con Bersani segretario e Fassina responsabile economia. È il ritorno dei compagni che sbagliano, dice in questo caso senza ombra di dubbio Roberto Giachetti, senza ombra di dubbio ha ragione. Intanto tra le notizie date dal Sole 24 Ore di oggi, a Mirafiori, Torino, ancora un anno di cassa integrazione guadagni straordinaria. La FCA, cioè quella che è la Fiat, ha avviato Fiat Chrysler Automobiles ha avviato la procedura di rinnovo della cassa a Torino per preparare Mirafiori alla produzione del SUV Levante. Fino al 28 settembre 2015 la richiesta di cassa integrazione straordinaria da parte di Fiat Chrysler Automobiles, in questo caso a Mirafiori, riguarderà tutti i 6.270 lavoratori, tutte blu e colletti bianchi, 5.717 operai, 443 impiegati, 110 quadri. Il vecchio ammortizzatore era in scadenza a fine settembre, ricorda il Sole 24 Ore, che poi si occupa anche della questione della Russia, perché dagli addosso alla Russia tanto bello non è per gli imprenditori, e il quotidiano di Confindustria ne dà conto. Imprese di Stato russe nel mirino delle prossime sanzioni contro la Russia. Allo studio anche il divieto di finanziamento della Russia sui mercati dell'Unione Europea, ma sulle nuove misure è scontro, perché Austria, Repubblica Ceca e Slovacchia non vogliono un'escalation contro Putin. E il Made in Italy, scrive l'economista già tremontiano Marco Fortis, rischia di perdere almeno 1 miliardo. L'impatto delle sanzioni e della guerra alla Russia sull'export italiano. In un decennio il mercato russo è passato dal 15° all'8° posto, ma nei primi 5 mesi dell'anno le vendite sono calate già del 6,7%, dal 15° all'8° nei rapporti con l'Italia.
La ministra degli esteri, e in pectore ministra degli esteri europea, ma deve votarla il Parlamento, Mogherini, Parlamento europeo, Mosca non è più un partner strategico, ha detto Mogherini, che precisa la posizione della presidenza italiana di turno dell'Unione Europea, cioè di Renzi, alla luce degli ultimi eventi. Per il ministro degli esteri l'articolo 5 della NATO, del Trattato di Alleanza Atlantica, non deve rimanere lettera morta. Cosa vuol dire? Vuol dire minacciare la guerra, perché l'articolo 5 dice che quando uno Stato, e l'Ucraina non è comunque ancora nella NATO, quando uno Stato è minacciato, la intera Alleanza Atlantica difende lo Stato minacciato, cioè fa la guerra all'invasore, e l'invasore in questo caso è Putin, cioè in sostanza si minaccia l'intervento armato. Vogliamo relazioni di buon vicinato con la Russia a patto che cambi politica, dice la ministra Mogherini, ministra degli esteri del governo per il momento. Ma intanto dal Sole 24 Ore di oggi c'è anche da segnalare un'altra simpatica novità per i contribuenti. È una novità che va senza dubbio nella strada della semplificazione, e come? Nuovi oneri per le persone fisiche. Per che cosa? Per i versamenti F24. Sopra i 1.000 euro si può fare soltanto online. Sarà dunque più complicato, scrive il Sole 24 Ore, sezione norme e tributi, sarà più complicato per i contribuenti persone fisiche pagare le imposte, i contributi previdenziali e i premi assicurativi a partire da mercoledì 1 ottobre prossimo. Non si potrà più andare fisicamente in banca o in posta o a uno sportello di Equitalia per effettuare il pagamento dei modelli F24 superiori a 1.000 euro, oppure di quelli che utilizzano crediti di imposta in compensazione, cioè se bisogna pagare più di 1.000 euro, o anzi 999,99, o se bisogna utilizzare crediti di imposta in compensazione, si dovrà effettuare il pagamento soltanto in via telematica, cioè trasmettendo via internet il modello F24 tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate o delle banche o delle poste. A prevederlo l'articolo 11 decreto legge bonus IRPEF, che ha esteso a persone fisiche non imprenditori o professionisti l'obbligo dell'invio telematico già previsto dal 1 gennaio 2007 per i titolari di partite IVA. Nuovi oneri per le persone fisiche, sintetizza il Sole 24 Ore. Adesso andiamo alla prima pagina del Corriere della Sera e oltre all'argomento d'apertura, cioè la sfida a Obama, un altro decapitato, e l'ISIS che minaccia ora di uccidere un ostaggio britannico, David Cawthorne Haynes, quella faccia di quell'uomo non può scomparire dalla mente, dalla coscienza, dall'animo, chiamatelo come volete, di chiunque abbia visto quel volto sul finire dei 2 minuti e 46 secondi che danno conto della decapitazione di Steven Sotloff. Alla fine compare il volto di quest'uomo e questa volta si vede completamente il terrore di quest'uomo, a differenza dei volti di Foley e di Sotloff stesso, che hanno un'incredibile capacità di mantenersi composti in quel momento inimmaginabile, mentre il cittadino britannico, fatto vedere alla fine del video, ci comunica un terrore che pervade le membra a guardarlo, in quei pochi fotogrammi di pochissimi secondi. Ma comunque, al di là di questo, anche il Corriere della Sera mette in primo piano le nuove sanzioni dell'Unione Europea contro Putin e la NATO, che sta preparando una forza di reazione rapida, cioè minaccia militare. Insomma, la sensazione è che in questi mesi, e qualcuno lo scrive anche, e qualcuno l'ha anche detto, come ricorda molto appropriatamente sul quotidiano comunista Il Manifesto, nell'articolo di prima pagina Tommaso Di Francesco, qualcuno ha osservato che sono mesi che stanno cercando di far fare a Putin la prima mossa, cioè di far sembrare alle opinioni pubbliche occidentali che sia lui a volere la guerra, che sia Putin a fare la prima mossa, anche militare. Adesso però, siccome Putin ha mantenuto una freddezza totale su questo punto, si fanno rombare i motori degli carri armati e degli aerei da parte della NATO. Si prepara la forza di reazione rapida, si invoca l'articolo 5 del trattato della NATO, cioè l'intervento armato sostanzialmente, e si vede, si spera che magari quello là faccia qualcosa, ma insomma stupido non è Putin. In ogni caso vedremo come andrà sta storia brutta, perché in un momento nel quale
c'era un fronte terribile come quello di cui abbiamo dato conto, decapitazioni, guerre asimmetricissime, violente e terribili, e dall'altra parte si individua il nemico nella Russia, proprio al 10° anniversario di Bieslan, oltretutto, dove la Russia fu colpita ovviamente dai terroristi islamici e qaedisti ceceni. Comunque questa sembrerebbe follia totale, sembrerebbe forse un condizionale di troppo. In ogni caso vediamo anche gli altri titoli di prima pagina del Corriere della Sera, se no la facciamo lunga. Per la scuola assunzioni e aumenti legati al merito, è l'annuncio della riforma Renzi. E deve finire la supplentite, ha detto ancora Renzi, il quale però potrebbe fare a meno di abusare di giochi di parole, perché sinceramente avrà anche torto chi dice che questo qui è un giovinotto scanzonato, qualcuno lo chiama il bulletto, il guappo, eccetera, eccetera, si affida alle battute, però anche lui ci marcia un po' troppo. E sto gelato davanti a Palazzo Chigi. E quando hai trovato la parolina poi la sfrutti per 3 giorni, e l'annuncite e la supplentite è la miseria. Sembra di essere tornati alla scuola elementare, al massimo alle medie. In ogni caso, vediamo ancora 3 titoli di prima pagina dal Corriere della Sera. Napolitano sul CSM, Consiglio Superiore della Magistratura, e le mancate nomine, basta ritardi, e a tal proposito Napolitano ha anche convocato i presidenti di Camera e Senato. Nonostante gli inviti, infatti, il Parlamento non ha ancora eletto i 2 giudici costituzionali che è chiamato a scegliere, né gli 8 membri cosiddetti laici, con la C mi raccomando e non con la lettera che viene dopo nell'alfabeto, del nuovo Consiglio Superiore della Magistratura. Mentre il dottor Giuseppe Remuzzi, collaboratore in materia di sanità e medicina del Corriere della Sera, è collaboratore anche molto valido, i suoi articoli sono sempre molto belli da leggere, ci racconta oggi perché la marijuana fa male ai ragazzi. Gli ultimi dati medici: la marijuana interferisce con studio e lavoro e può produrre dipendenza. La marijuana crea problemi di concentrazione nello studio e sul lavoro e, secondo i più recenti dati medici, può generare dipendenza. Succede a 1 su 10 dei fumatori abituali, se questi sono adulti. Per gli adolescenti arrivare all'assuefazione è molto più facile, capita a un ragazzo su 6. Di fronte a un panorama legislativo che pone regole molto diverse da paese a paese, 9 domande e altrettante risposte per capire perché la marijuana fa male ai ragazzi. A pagina 23, le 9 domande e le 9 risposte. È vero che dà assuefazione? Stiamo parlando solo di marijuana, non di altro. E se uno fuma tutti i giorni, è vero che la marijuana può dare sintomi di astinenza? È vero che apre la strada ad altre droghe? E negli animali sembrerebbe di sì. Ma c'è il modo di quantificare il bisogno di marijuana che uno prova? È vero che l'uso di marijuana porta a malattie mentali? Sì e no è la risposta. È vero che la marijuana interferisce col rendimento a scuola? Sì. È vero che il consumo di marijuana aumenta il rischio di incidenti stradali? Sì. È vero che provoca cancro e altre malattie? Forse, ma per quanto riguarda il cancro del polmone il rischio è inferiore a quello del tabacco, risponde Remuzzi. E per concludere, la Germania, che ha fermato Uber, è una vittoria per i tassisti, la sentenza tedesca contro Uber. Il tramonto della fretta è il titolo invece dell'editoriale del Corriere della Sera, firma di Antonio Polito. I 1000 giorni di Renzi, che per fortuna dice adesso sta andando un po' più lento, sta facendo le cose con ponderazione. 1000 giorni, però non serve l'orizzonte di 1000 giorni, bisogna fare subito per la spending review, il taglio della spesa pubblica e la riforma del mercato del lavoro, dice Antonio Polito. Tornando invece al primo piano del Corriere della Sera, ma lasciata la prima pagina, pagina 3, Guido Olimpio cerca di riflettere sulla strategia degli Stati Uniti dopo la seconda decapitazione di cittadino americano. Raid mirati, azioni di commandos, le opzioni sul tavolo di Obama. Il presidente ora dovrà reagire alla sfida dei terroristi. L'amministrazione è divisa al suo interno, l'utilizzo di truppe sarà minimo. Il partito dei consiglieri della sicurezza nazionale è convinto che la sola risposta militare sia controproducente, scrive Olimpio. Mentre cresce l'allerta per gli italiani rapiti, diventa più difficile per la diplomazia mantenere aperti i negoziati, scrive sempre sul Corriere della Sera Fiorenza Sarzanini. Si riunisce il Comitato per la Sicurezza. Gli italiani sequestrati sono Vanessa Marzullo, Greta Ramelli, le 2 ventenni lombarde, Marco Vallisa,
53 anni, piacentino, tecnico della Piacentini Costruzioni, esperto in perforazioni, preso in ostaggio in Libia il 5 luglio scorso. Gianluca Salviato, 48enne di Trebaseleghe, Padova, tecnico per la Ravanelli di Venzone, Udine, rapito in Libia il 22 marzo del 2014, diabetico. Padre Paolo Dall'Oglio, 59 anni, romano, già simpatizzante dei movimenti anti-Assad in Siria, rapito il 29 luglio 2013. E infine Giovanni Loporto, 38 anni, di Palermo, cooperante per la ONG tedesca Welthungerhilfe, rapito in Pakistan il 19 gennaio 2012 assieme a un suo collega. 10 giorni fa l'ultimo contatto, scrive Sarzanini, per il rilascio delle 2 cooperanti lombarde sequestrate in Siria, in 6 nelle mani degli estremisti. Sono i 6 che abbiamo citato. Mentre è pronta la lista delle sanzioni contro Mosca, manovre della NATO, manovre militari, partecipa anche l'Italia, altissima tensione sull'Ucraina mentre i separatisti russi conquistano il terreno, scrive il Corriere della Sera. Su questo punto c'è anche l'apertura del manifesto, che è un'apertura direi particolarmente efficace, quella del quotidiano comunista. Il pazzo atlantico è il titolo d'apertura, con la foto di Anders Fogh Rasmussen, l'uscente segretario della NATO, che è pronto al summit della NATO a Cardiff in Scozia. Folli venti di guerra per la crisi in Ucraina, titola il manifesto. Gli Stati Uniti allertano la NATO, riunita domani a Cardiff, già oggi esercitazioni militari contro la Russia. Mogherini all'Europarlamento dice è colpa di Putin, poi ci ripensa, parla di soluzione politica e spiragli nei colloqui con Mosca, ma l'alleanza tira dritto. Assassinata a Kiev intanto una deputata di sinistra, scrive il manifesto. O l'Europa o la NATO è il titolo del commento di Tommaso Di Francesco in prima pagina sul quotidiano comunista, che parte però dalle parole di Helmut Schmidt, ex cancelliere tedesco, in un'intervista alla Bild di 3 mesi fa. Disse Schmidt che la maggioranza dei membri della Commissione europea capisce nulla di questioni mondiali. Vedi il tentativo di far entrare l'Ucraina nell'Unione Europea. È megalomania, disse l'ex cancelliere tedesco Helmut Schmidt. Hanno posto a Kiev la scelta o Unione Europea o Est. Ci vuole una rivolta del Parlamento europeo contro gli eurocrati di Bruxelles, perché qui si rischia la terza guerra mondiale. Lo ha detto Helmut Schmidt appunto in un'intervista di 3 mesi fa alla Bild. Si sono pronunciati anche gli ex segretari di Stato americani Kissinger e Brzezinski e perfino l'ex capo del Pentagono dell'amministrazione Obama, Robert Gates, che nel suo libro di memorie ha scritto: l'allargamento così rapido della NATO a est è un errore. Serve solo a umiliare la Russia, fino a provocare una guerra, ha scritto anche Gates, ex capo del Pentagono dell'amministrazione di Barack Obama. Non è servito a nulla, a quanto pare, commenta Tommaso Di Francesco sul manifesto. Lamentano i governi europei che è in gioco l'unità territoriale dell'Ucraina e Federica Mogherini, Mrs. Pesk, in pectore davanti al Parlamento europeo, per farsi perdonare di essere considerata filorussa, dati gli interessi dell'ENI, ha la faccia tosta di accusare dicendo è colpa di Putin. Se gli stava veramente a cuore l'unità territoriale dell'Ucraina, perché i governi europei, insieme a NATO e Stati Uniti, con tanto di capo della CIA, senatori repubblicani guidati da McCain e segretario di Stato Kerry, tutti su quella piazza, hanno alimentato e sostenuto dalla fine del 2013 fino a maggio 2014 la rivolta, spesso violenta e di estrema destra, di piazza Maidan, che ha rimesso di fatto in discussione l'unità territoriale dell'Ucraina, mentre l'ambasciatrice americana mandava a fanculo l'Europa, e non per metafora, lo ha detto lei, vi ricorderete, l'ambasciatrice americana disse l'Europa che se ne vada a fanculo, fuck off. Era colpa di Putin anche la rivolta di piazza Maidan? Magari perché aveva soccorso pronta cassa le richieste di Kiev quando l'Unione Europea se ne lavava le mani in preda alla sua crisi?
E come dimenticare, continua Di Francesco, che quella rivolta è stata nazionalista ucraina e antirussa, non solo anti-Putin, ma contraria ai diritti delle popolazioni dell'Est che avevano sostenuto ed eletto Yanukovych, certo corrotto, ma non meno dell'attuale Poroshenko e del premier dimissionario Yatsenyuk. La rivolta di Maidan è stata nazionalista antirussa, contro gli interessi politici e sociali delle popolazioni dell'est dell'Ucraina di lingua russa all'80%, quando non proprio russe e comunque filorusse, legate alla Russia per appartenenze storiche, religiose, culturali e per legame economico imprescindibile, complementare alla sopravvivenza, tutt'altro che garantita dall'Associazione delle Regioni dell'Ovest all'Unione Europea. È lì, in quel sostegno strumentale e ideologico, come se fosse un nuovo 89, dato all'Occidente europeo e americano, che si è consumata l'unità dell'Ucraina, che a quel punto si è associata all'Unione Europea solo a metà. Adesso, prosegue l'editorialista del Manifesto, accade che il governo di Kiev, dimissionato pochi giorni fa dal presidente Poroshenko, annunci, di fronte alla presunta invasione, è il quarto allarme in 2 mesi, la richiesta di adesione alla NATO, l'Alleanza Atlantica. Il governo ha sottoposto al Parlamento un progetto di legge per annullare lo status fuori dai blocchi dell'Ucraina e tornare sulla via dell'adesione alla NATO, ha dichiarato il premier uscente Yatsenyuk. E subito il segretario della NATO Rasmussen ha ammiccato: ogni paese ha diritto di scegliere da sé le proprie alleanze. Tanto più, commenta Di Francesco, che la decisione sembra andare incontro alle ultime parole di Obama, che, incapace di uscire dal militarismo umanitario, sciorina per fermare l'orso russo la nuova agenda del riarmo americano e della NATO nell'Europa dell'Est, dalla Polonia ai paesi baltici e alle finora neutrali Finlandia e Svezia. Altro che nuova agenda, commenta Di Francesco, è la scellerata strategia della NATO in atto da più di 20 anni, a partire dalle guerre nei Balcani, con relativa distribuzione di costi per la difesa sullo scacchiere europeo, tra gli stessi paesi ora alle prese con la lacerante crisi economica. Una strategia che in questi 20 anni ha visto l'ingresso di tutti i paesi dell'ex patto di Varsavia nella NATO, con missioni in guerre alleate, a partire dalla ex Jugoslavia, dove i raid della NATO hanno aiutato i ribelli dell'UCK criminali a ottenere l'indipendenza, ricorda giustamente Di Francesco. E ancora tante basi, strutture di intelligence, siti missilistici, ogive nucleari, scudi spaziali, tutti quanti ai confini russi. Senza l'allargamento a est della NATO non ci troveremmo sull'orlo di un conflitto spaventoso in Ucraina, né ci sarebbe stata la sceneggiata arrogante di una leadership di oligarchi volta gabbana che ha destabilizzato l'Ucraina con la violenza della piazza, definita buona perché sedicente filo europea, e che ora cavalca la repressione sanguinosa della piazza, definita cattiva perché filorussa. Senza la NATO, prosegue Tommaso Di Francesco, esisterebbero una politica estera e di difesa dell'Unione Europea. Intanto, in queste ore, nell'est ucraino si combatte, Kiev è all'offensiva. Secondo l'ONU i morti, tanti i civili, in 4 mesi sono più di 2600. Così Tommaso Di Francesco in prima pagina sul Manifesto. Vuoi acquistare o vendere un'azienda? Cerchi un partner o un socio finanziatore per sviluppare la tua attività? Cogefim Città su Radio Padania Libera. Chiama il numero 02
66 23 44 22. Torniamo brevemente alla prima pagina del manifesto, perché nella prima pagina del manifesto c'è da citare anche qualche altro titolo. Oggi alle 10 si svela il mistero renziano sulla scuola. Stamattina alle 10 il governo svela quello che chiama il patto educativo, non la riforma sulla scuola. Si può discutere fino al 15 novembre, poi da gennaio si parte. La ministra Giannini ha detto: vogliamo abolire gli scatti di anzianità degli insegnanti e basarli soltanto sul merito. Dell'assunzione di 100.000 precari per ora non c'è più traccia, scrive il manifesto in prima pagina. Poi ancora dal primo piano del manifesto: piano industriale del governo, consulenti alla tedesca al ministero per il rilancio della politica industriale. Arriva in soccorso della traballante ministra Federica Guidi una società di consulenza teutonica. Ieri, prima riunione della task force con gli uomini della filiale italiana di Rolando Berger, il 77enne magnate delle consulenze economiche, convocati insieme a professori bocconiani, scrive il manifesto in prima pagina. E ancora Frontex Plus, la evoluzione, per così dire, di Mare Nostrum, sì della Spagna, sì condizionato della Germania. Per ora parole. Da Berlino a Madrid, ieri Alfano ha ricevuto il sostegno per Frontex Plus, l'operazione che da novembre sostituirà Mare Nostrum nel controllo dell'immigrazione nel Mediterraneo. In cambio la Germania ha ottenuto il rafforzamento dei controlli sulla frontiera tra i due paesi. Mentre Beppe Grillo lancia l'allarme sulla tubercolosi legata all'arrivo degli immigrati, ma la Lega gli risponde: dillo ai tuoi, e la questione la riporta in particolare Libero, che dà conto delle parole del capogruppo della Lega Nord alla Camera Fedriga. Beppe Grillo è una persona dissociata dai suoi parlamentari. Oggi si lamenta del ritorno di malattie infettive dall'Africa, ma da quando è in Parlamento l'attività del Movimento 5 Stelle è sempre stata a favore dell'immigrazione, ha puntualizzato ieri il capogruppo leghista a Montecitorio Massimiliano Fedriga. Nei fatti i suoi parlamentari a Roma votano l'esatto opposto di quello che lui ha scritto sul blog. Purtroppo per Grillo sono finite le politiche della Prima Repubblica, in cui veniva detto tutto e il contrario di tutto, pur di attirare l'elettorato. Le menzogne verranno pagate a caro prezzo, dice Fedriga. Il riferimento di Fedriga è a quanto accaduto in Parlamento a gennaio, quando due senatori grillini presentarono un emendamento per depenalizzare il reato di clandestinità. Grillo si scagliò contro, ma decise poi la rete. Un referendum interno sposò la linea per l'abolizione del reato. Roberto Caon, deputato leghista, sfida Grillo: visto che ci tiene tanto a fare le cose alla luce del sole, dica chiaramente che l'apertura indiscriminata delle frontiere, da lui oggi tanto criticata, è colpa del Movimento 5 Stelle, che con un voto in Parlamento ha cancellato ogni deterrente per l'arrivo dei clandestini in Italia. Peraltro, nella pagina successiva c'è una notizia terribile che viene dalla Norvegia. La Norvegia ha superato addirittura i nazisti. Gli islamici impongono la cacciata degli ebrei. Di che si tratta? Lo racconta Michael Sfaradi. Gli ultimi 819 ebrei norvegesi stanno per lasciare la Norvegia. Ancora non è deciso il periodo della partenza. La Norvegia sarà la prima nazione europea dove gli ebrei di fatto non vivranno più. Al loro posto ci saranno le sempre più numerose e agguerrite comunità islamiche che, secondo l'andamento demografico, nel giro di pochi anni saranno la maggioranza della popolazione. Le regole democratiche alla fine consegneranno la Norvegia in mano a persone che non hanno radici nella penisola scandinava e che, seguendo le loro tradizioni politico-sociali, la stravolgeranno. Gli ebrei lasciano la Norvegia perché in Norvegia la forte presenza musulmana e l'odio nei confronti degli infedeli, in primis degli ebrei, con la complicità delle istituzioni che non hanno mai preso provvedimenti per proteggere le persone e i luoghi di culto martellati da continui attacchi, è riuscita nel giro di pochi anni a rendere impossibile la vita alle piccole comunità ebraiche. L'appello più accorato è quello di Anne Zender, esponente dell'ebraismo locale, scrittrice, vincitrice del premio Libertà di Espressione sul quotidiano Aftenposten nel febbraio 2013, dove preannunciava l'abbandono della Norvegia da parte di tutti gli ebrei.
Zender era stata pesantemente criticata dalla stampa norvegese, che l'aveva definita una Cassandra, e a poco più di un anno di distanza scopriamo che Cassandra aveva ragione, scrive Sfaradi. In questo pezzo d'Europa si sta realizzando lo stato Judenrein, il sogno del vecchio Führer, un'Europa senza ebrei, e a riuscire nell'impresa, dove fallì il nazismo, è l'Islam che strumentalizza il Medio Oriente per giustificare, col complice silenzio di un continente intero, atti che fino a poco tempo fa erano considerati inaccettabili. Durante l'operazione israeliana Margine protettivo nella striscia di Gaza, ci sono stati in Norvegia manifestazioni oceaniche contro Israele, gli slogan antisemiti urlati in piazza senza sosta, mentre le 3 manifestazioni di sostegno al governo israeliano organizzate dalle comunità ebraiche e da associazioni di amicizia con Israele si sono potute tenere solo grazie alla presenza di forze dell'ordine schierate a protezione dei manifestanti. La Norvegia, conclude Michael Sfaradi in questo articolo a pagina 5 su Libero, non sarà soltanto la prima nazione europea senza ebrei, ma visto l'andamento potrebbe avere anche il primato dell'introduzione democratica della Sharia come legge dello Stato, sia dal punto di vista civile che penale. Si tratta del primo tassello di un domino che in breve tempo coinvolgerà tutta l'Europa. I dati sono agghiaccianti. Dopo la Norvegia sono la Svezia e la Finlandia, dal punto di vista demografico, le prossime candidate. Insomma, l'Islam cala dal nord. A proposito di Israele ed israeliani, la prima pagina della cronaca di Torino Nord-Ovest della Stampa dà conto della iniziativa in occasione di Mito, il festival di musica che dura da adesso a fine settembre Milano-Torino, e Torino Danza. Boicottate gli artisti israeliani. Nel mirino il festival Mito e appunto Torino Danza. La protesta contro Tel Aviv tocca i concerti, titola oggi La Stampa. Manifestazione davanti alle biglietterie. 4 spettacoli finiscono nel mirino dei contestatori, che dicono vanno bloccati. Non erano tanti, scrive La Stampa, ma è l'idea che li ha mossi a essere inquietante. Gli attivisti del comitato Boycott Israel di Torino, più militanti dei centri sociali torinesi, si sono ritrovati ieri pomeriggio in via Rossini davanti alla biglietteria di Torino Danza per protestare contro il ruolo degli artisti israeliani nelle manifestazioni in programma per tutto settembre. Un'azione che preoccupa non poco la comunità ebraica, che già lamenta minacce di boicottaggio contro i negozi. Scrive La Stampa di Torino nella prima pagina di cronaca locale. Ma torniamo adesso molto brevemente al Corriere della Sera, perché oltre alla questione Russia-NATO-Ucraina, e anche il Corriere conferma, l'Alleanza Atlantica metterà base nell'est Europa. Putin riscrive la sua dottrina con 2 nuove strategie. Come cambierà il confronto sul terreno? Al prossimo vertice la NATO metterà a punto una forza di intervento rapido con 4.000 soldati, il vertice di Cardiff, perché naturalmente non è in Scozia ma in Galles, scusate l'errore madornale. In ogni caso, sempre dal primo piano del Corriere della Sera, tornando alle questioni di politica interna, c'è da segnalare la presa di posizione del signore di Sua Eccellenza il senatore a vita Mario Monti, il quale critica il governo Renzi, perciò ce lo rende simpatico, diciamo la verità. Fanno slide mentre io riformavo. Renzi si sta muovendo bene in Europa anche se ha poca esperienza, ha detto Sua Eccellenza il senatore a vita Mario Monti. Gli suggerirei di essere più stabile, meno ondeggiante e meno emotivo. Nel 2011 io venni chiamato al governo, non fui io a chiederlo, ha detto ancora Sua Eccellenza Mario Monti. Oggi Renzi c'è andato al governo dopo averlo chiesto lui, con forza. Io non ero preparato per governare. Bella questa, eh? Allora, c'è la riforma Fornero, la ministra Fornero dice io non ne sapevo degli effetti. L'ha detto, è inutile andarci intorno. L'ha detto. Ha detto la ministra, la professoressa Fornero, in un'intervista, che lei non li conosceva i numeri delle persone a cui si sarebbe applicata la sua riforma, i numeri degli esodati. Non sapeva, però l'ha fatta. Qui abbiamo invece Sua Eccellenza Mario Monti che ci dice io non ero preparato per governare.
Mentre Renzi si è preparato un paio d'anni, ha coronato il suo sogno, è quindi giusto aspettarsi più velocità, sta cercando di fare il meglio, ma realizzare vuol dire scontentare. Poi ha aggiunto Mario Monti: il mio governo in pochi giorni ha fatto una riforma delle pensioni e della tassazione, introducendo di fatto una patrimoniale. Negava in campagna elettorale. Non ce ne siamo accorti noi, vero? Che siamo cretini. Riforme concrete, non slide, dice Monti, che rivendica di aver introdotto la patrimoniale. La verità è che se il governo è all'altezza viene mandato a casa. È successo anche a Schröder in Germania, dice Mario Monti. Sua Eccellenza, nel 2013 ho deciso di candidarmi, decisione per me contro natura, perché vedevo con terrore un'Italia governata da un centrodestra con PDL, Lega e Fratelli d'Italia o da un centrosinistra dove fosse essenziale SEL. Con il 10% di Scelta Civica abbiamo impedito entrambi gli esiti e su nostro suggerimento è nato il governo Letta e poi quello Renzi. Senza questa operazione oggi non avremmo Napolitano al colle e avremmo una deriva anti-europea, dice Mario Monti. È interessante, eh? Ma sul serio lo dico, non dico ironicamente. Nel 2013 Mario Monti decide di candidarsi contro natura. Allora, lui non voleva andare a Palazzo Chigi, ci è dovuto andare. Non era pronto a governare, ha dovuto governare, ha fatto anche la patrimoniale. Quindi ho obbedito a degli ordini, diciamo così, no? È chiaro? Mi sembra chiaro. Dopodiché dice, ho obbedito di nuovo a degli ordini nel 2013. Io non volevo candidarmi, mi hanno detto di candidarmi perché così avrei impedito, se raggranellavo un po' di voti, e ne ha presi il 10%, incredibile, adesso è già allo 0, ma ha preso il 10%. Vogliamo dare una ricontrollata a quelle schede là? Perché io in strada non è che ho visto tanta gente, qualcuno sì, ma insomma, ricontrolliamo un pochino le schede di chi ha votato Scelta Civica, perché qua dietro ordine va uno a candidare, dietro ordine va a governare, dietro ordine va a candidarsi, prende il 10% perché c'era una finalità. La finalità era quella di impedire che ci fosse la vittoria del centrodestra o del centrosinistra, perché nel centrodestra c'era la Lega e Fratelli d'Italia, nel centrosinistra c'era SEL, e allora col mio 10% abbiamo impedito che nascesse un governo chiaro, centrodestra o centrosinistra. Dopodiché, dice ancora lui, Sua Eccellenza Mario Monti, su nostro suggerimento, cioè su suggerimento di noi che siamo stati a nostra volta suggeriti, per usare in maniera sbagliata il verbo, quindi avendoci suggerito, cioè imposto, ordinato a noi, su nostro suggerimento è nato il governo Letta e poi quello di Renzi. Senza questa operazione non avremmo oggi Napolitano al colle e avremmo una deriva anti-europea, cioè senza questa operazione finalmente il popolo italiano magari avrebbe espresso più chiaramente le sue opinioni, però il popolo rimane bue, c'è poco da dire perché 10% Scelta Civica dopo la performance di governo di Monti, a parte il fatto che io una controllatina alle schede gliela darei comunque per essere proprio limpidi, democratici, trasparenti fino in fondo, però se così fosse, così è naturalmente in base ai risultati, ma se anche dopo l'eventuale controllo delle schede abbiamo il 10% per Scelta Civica, complimenti a tanta popolazione, a tanti cittadini e cittadine italiane. Brevemente, perché non possiamo sospenderla qui, la rassegna stampa? Detto per inciso. Allora, vediamo invece dalla pagina di Primo Piano del Corriere della Sera l'articolo di Sergio Rizzo sui numeri delle clientele nelle province. Con la riforma 20.000 persone da ricollocare, la futura abolizione delle province perché il decreto attuativo ancora non c'è. In Calabria un esubero ogni 1.200 abitanti, che è un altro modo di dire in Calabria un sacco di gente lavora negli enti pubblici, il triplo che in Lombardia. I dipendenti andranno riallocati, si dice così, tra regioni e comuni. Mancano ancora all'appello gli enti a statuto speciale. L'11 settembre, 5 mesi dal sì alla legge del Rio, dovrebbero essere finalmente pronti i decreti attuativi per l'abolizione delle province. Mentre il Corriere ci racconta anche di Totò Riina, che intercettato in carcere sempre un anno fa, poi dalla procura di Palermo escono a tranche le affermazioni di Riina, e parla questa volta del giallo delle carte del generale Dalla Chiesa. Gliele rubarono dalla cassaforte, dice Riina.
sapevamo anche prima naturalmente, e il figlio del generale Nando Dalla Chiesa dice: è un po' quello che abbiamo pensato anche noi dopo la morte di mio padre, ma l'abbiamo pensato tutti, ovviamente, quello che già si sapeva. Il Corriere poi racconta in pagina di cronaca la vicenda della signora Sandra Savaglio, 47 anni, che arriva dalla Germania per insegnare a Cosenza. Torno in Italia, non all'inferno, ce lo dirà dopo. Proverò che qui si può fare ricerca. La fisica è comparsa in copertina sul settimanale Time. Da papà la passione per le stelle. In Italia le donne nel mio settore sono il 25%, in Germania il 10%, quello che lo Stato non dà li cercherò i fondi nell'Unione Europea. Il 14 settembre riceverò un premio a Montalcino per le mie pubblicazioni. I diritti civili dei gay, ora ho altre priorità, dice la signora Sandra Savaglio, 47 anni. Nel 2004 il Time la mise in copertina come simbolo dei cervelli in fuga dall'Europa. Deve essere anche un'attivista appunto dei diritti civili dei gay, oltre che ricercatrice, che torna a Cosenza e il Corriere dà ampio spazio. Mentre a pagina 27 del Corriere della Sera c'è il caso dei treni di Della Valle, Punzo e Montezemolo. Italo, NTV, basta ostacoli ai nostri treni, l'appello sui giornali, e una querela al senatore Gasparri per i tweet di Gasparri contro l'azienda. Nei palazzi del potere c'è chi condivide privilegi e reciproci favori con il monopolio, denunciano Montezemolo, Punzo Della Valle. I debiti a quota 781 milioni per la società Italo, pressing delle banche, il ruolo, come al solito, di Intesa San Paolo, i 1074 dipendenti in contratto di solidarietà, da marzo ipotesi mobilità, c'è liquidità fino a dicembre. Il piano è allo studio della banca d'affari Lazard. E infine, sempre dal Corriere della Sera, c'è un altro piano che riguarda un'altra azienda, in vendita 100 negozi della Coin. OVS va in borsa, interesse dei fondi per i negozi che fatturano 410 milioni, quotazione a metà novembre, in borsa varrà 1 miliardo di euro, via libera di Consob e Borsa Italiana, atteso a metà ottobre. L'amministratore delegato Beraldo è convinto che la sua OVS riuscirà ad approdare in borsa a novembre. Il roadshow, cioè l'illustrazione dello sbarco in borsa, da Milano toccherà Londra e altre capitali europee, anche gli Stati Uniti. La quotazione a Piazza Affari della più grande rete italiana di negozi prevede un collocamento presso investitori americani. In borsa arriva una società con 1,13 miliardi di fatturato e con 1031 negozi tra le insegne OVS, Kids, Upim e Iana, compresi naturalmente i negozi Coin. Foto del Corriere, il Coin di Piazza 5 Giornate, il Megastore. Lasciamo però il Corriere con la cronaca appunto milanese e lombarda. In primo piano la promessa del presidente della Lombardia Maroni: faremo altri 200 chilometri di autostrade, ha detto Maroni, dopo aver incorporato dalla provincia la Serravalle. La holding di controllo della società sarà poi trasferita alla futura città metropolitana, firmata la cessione fino al 2016 delle quote della provincia che controllava l'autostrada Serravalle. Mentre sempre dal Corriere, su 30.000 profughi arrivati in Lombardia Milano in 10 mesi, solo 41 hanno chiesto asilo. Avrebbero tutti diritto alla protezione, dice l'Alto Commissariato per i rifugiati dell'ONU, siriani ed eritrei spinti ad andare in massa all'estero. Il Giornale invece parla della riapertura domani di scuole nido e materne, ma 900 bimbi sono senza posto. Il 26% degli iscritti, quasi 1 su 3, è straniero. E poi ancora portoni come latrine, discoteche che non ti fanno dormire, le denunce dei milanesi che non ce la fanno più. Da via Vitruvio a Corso Lodi aumentano le zone, una volta tranquille, ora in balia di abbandono e arroganza. E in viale Tibaldi i vigili non vedono gli abusivi. Passando vicino a un mercato abusivo in via Vitruvio, l'auto dei vigili non si ferma. Forza Italia denuncia l'inerzia. Dopo le ferie, nel frattempo, tornano i centri sociali all'attacco con le occupazioni. Dopo gli sfratti di Zam e Lambretta, gli autonomi prendono un paio di alloggi Aller da affidare a 2 famiglie e promettono in settembre nuove occupazioni. Sulle aree metropolitane, intanto, scrive Repubblica, Maroni spinge Salvini sull'ipotesi di fare una lista unica con
Forza Italia, Nuovo Centrodestra, vertice con la maggioranza per l'agenda di autunno, la Lega, dice Maria Stella Gelmini per Forza Italia, non deve dividere la coalizione. Secondo Repubblica, Maroni sta spingendo Salvini per allearsi col Nuovo Centrodestra e con Forza Italia in vista di quella che sarà l'elezione della città metropolitana. Poi c'è un episodio di cronaca, sempre in Milano, raccontato da Repubblica, pugni e calci contro un eritreo perché gli islamici ci uccideranno. Autori della bravata, 2 giovani romeni bloccati in treno. Avevano anche aizzato il cane contro l'immigrato di origine africana. Quando sono stati arrestati hanno detto: ma come? Arrestate noi che siamo vostri compaesani e difendete quel negro di merda? I musulmani ci uccideranno tutti, hanno detto i 2 romeni. Per quanto riguarda invece il dato economico, in questo caso del Nord Milano, se ne occupa il quotidiano Il Giorno. Aziende nella bufera, 10.000 operai in cassa integrazione. La fotografia della FIM Metropoli. Un appello ai comuni. Nel Nord Milano la ripresa economica è un miraggio. 644 le aziende fra Milano e provincia colpite dalla crisi. Dei 21.500 addetti impiegati, 10.000, la metà, sono in cassa integrazione. C'è bisogno di un dato più chiaro? La metà, capito? La metà in cassa integrazione. Il Giornale apre la sua prima pagina con l'Islam che taglia un'altra testa, ma noi facciamo guerra a Putin, il nemico sbagliato. I qaedisti decapitano il secondo giornalista americano. L'Europa pensa solo all'Ucraina. E anche gli squisiti, fantastici, straordinari giornalisti e direttori dei telegiornali di ieri sera. C'è addirittura chi ha aperto come il TG5 sul calcio, sulle parole di Conte sugli stranieri in Italia. Primo titolo. E da 2 ore la testa di Steven Sotloff non era più attaccata al suo collo, era sul suo petto sanguinante dopo la diffusione del video. Ma era più importante evidentemente far conoscere al popolo la parola, l'opinione del commissario tecnico della nazionale Conte sul fatto che ci siano gli stranieri, non gli stranieri, gli extracomunitari o no nel campionato di calcio italiano. Sempre dalla prima pagina del giornale, poi appunto inviate le truppe della NATO ai confini ai confini russi, c'è anche la Folgore e le sanzioni antirusse uccidono le nostre imprese. Mentre l'articolo di fondo, il commento è di Alessandro Sallusti su questo, sul nemico sbagliato, Putin, mentre l'articolo di fondo è dedicato ai dimenticati da Renzi, le partite IVA, nel mare di annunci, neanche lo straccio di una promessa per le partite IVA. A centropagina Vittorio Feltri si occupa di Mario Monti, di cui abbiamo parlato prima. Monti sparisca dalla politica, ha tradito i Marò, è il vero colpevole, come ha detto Salvini, peraltro, del disastro. Speriamo che almeno si vergogni. Ha la responsabilità più grande di averli rispediti in India e adesso che la situazione precipita non ha il coraggio di metterci la faccia, ma con quella spocchia insopportabile che abbiamo imparato a conoscere e purtroppo a sopportare, che ci è stata anche venduta come sobrietà, il Loden e tutte quelle squisite cazzate raccontate dai giornali all'epoca di Mario Monti e dalle TV. Con quella incredibile spocchia lui torna, come abbiamo letto prima, sulle questioni di dare lezioni di superiorità a Renzi, con ciò aggiungendo qualche grammo di simpatia nei confronti del bulletto toscano, come lo ha definito Roberto D'Agostino di Dagospia. Anche Libero apre la sua prima pagina, ma non facciamo in tempo adesso a leggerlo tutto, ma anche con un bell'articolo del magistrato Guido Salvini sul caso di Magdi Cristiano Allam, accusato di islamofobia dall'organo di disciplina dell'Ordine dei giornalisti. L'apertura però è sulla macelleria islamica, la sfida del boia, Obama sono tornato, decapitato anche il secondo reporter americano, il prossimo sarà un inglese. I tagliagole dell'ISIS, scrive Libero, danno la caccia agli occidentali, torna la paura per le 2 ragazze italiane rapite. E poi ancora c'è da segnalare in prima pagina su Libero l'articolo di fondo del direttore Maurizio Belpietro sulle mosse di Lady Pesk della Mogherini, che dichiara guerra alla Russia e alle nostre imprese, mentre secondo Mario Giordano il programma dei 1000 giorni di Renzi è TV, sorrisi e canzoni. A centropagina Grillo che scopre che gli immigrati portano la TBC, la Lega
colpa del Movimento 5 Stelle, come abbiamo già visto prima, mentre Andrea Morigi si occupa del caso del Kabobo di Iesi, che è stato preso e liberato 4 volte in 8 mesi. Carceri aperte, titola Libero. Il Kabobo di Iesi pregiudicato col macete. Ha seminato il panico a Iesi, Ancona, urlando italiani di merda vi ammazzo tutti. I carabinieri lo hanno catturato in una chiesa. L'africano era già stato arrestato 4 volte in 8 mesi e aveva pure preso a testate un militare. Solo per caso non ha ucciso il capitano dell'arma che ha tentato di convincerlo ad arrendersi. E infine, sempre da Libero, Papa e Maradona, ma lo stadio è vuoto, racconta Franco Bechis, clamoroso flop della partita della pace voluta dal Papa a Roma. Più stelle che soldi. Tanti fuoriclasse in campo per la partita voluta dal Papa, ma stadio olimpico che rimane vuoto. Bambini senza aiuti. E infine Giannini, conduttore sotto vuoto spinto, Massimo Giannini, il vice direttore di Repubblica che ha preso il posto di Floris a Ballarò, porta la banalità, scrive Filippo Facci, da Repubblica a Ballarò. Chiudiamo poi con la mostra del cinema di Venezia. Luca Vinci per Libero si occupa di un film, Il risorgimento dei Veneti truffati dall'unità. Il Leone di Vetro, un altro risorgimento rispetto a quello raccontato dal film di Martone su Leopardi, dove l'unità d'Italia era la via di fuga dal provincialismo. Il Leone di Vetro, presentato a Venezia, racconta un'altra storia, quella del Veneto e della sua tormentata annessione al Regno d'Italia. I Veneti truffati dall'unità d'Italia è l'oggetto di questo film. Ma torniamo al primo piano di Libero con l'articolo di Guido Salvini, magistrato. La polizia del pensiero dei giornalisti si inventa l'islamofobia, è il titolo del pezzo. Da molto tempo, scrive il dottor Salvini, faccio il magistrato e da qualche anno scrivo qualche articolo. Perciò sono iscritto all'elenco dei pubblicisti della Lombardia, i giornalisti non professionisti. Mi vergogno un po' di avere la tessera firmata dall'ordine. La ragione è semplice. L'accusa mossa dal Consiglio di disciplina nei confronti di Magdi Allam di aver compromesso la dignità dell'ordine dei professionali per alcuni articoli sull'Islam pubblicati su Il Giornale nel 2011. In sostanza l'accusa di islamofobia, che avrebbe incrinato, dice l'ordine dei giornalisti, il rapporto di fiducia tra la stampa e i lettori. Non si sa bene quali, commenta il magistrato Salvini. L'accusa è sconcertante e lede in modo evidente il diritto alla libertà di espressione. Ancor più sconcertante è il silenzio del mondo della stampa, la Repubblica in testa, e della grande maggioranza dei suoi colleghi. Cerchiamo di capire il significato di quanto sta succedendo. Il filosofo del linguaggio Ludwig Wittgenstein scriveva che la più grande violenza che si può fare è quella attraverso le parole, snaturandole e creando con esse incantesimi. La parola usata per fare violenza in questo caso è islamofobia. È una parola insensata, scrive Guido Salvini. Una parola che i supporter dell'Islam sono riusciti accortamente a diffondere nel linguaggio comune e anche in quello istituzionale. Tecnicamente è un'ipostasi, cioè l'artificio con cui una parola non si riferisce a una realtà che preesiste per descriverla, ma la crea e dopo aver creato una realtà inventata consente di utilizzarla in molti modi, tra cui colpire chi viene collocato all'interno di quella realtà fittizia. La polizia del pensiero si inventa l'islamofobia, è il titolo del pezzo del magistrato Guido Salvini che abbiamo solo accennato nel suo inizio. Con ciò ci salutiamo, buona prosecuzione d'ascolto a tutti. Ha un titolo diverso dalle prime pagine di oggi, in prima pagina sul Fatto Quotidiano, che torna su quanto ho raccontato l'altro giorno. Donna uccisa in sala operatoria, a Potenza nessuno deve sapere. Dopo la confessione del chirurgo a Basilicata24.it, rilanciata dal Fatto Quotidiano, la ministra Lorenzin invia gli ispettori dei NAS, gli ispettori e i NAS. Intanto il direttore della SL sospende il medico che confessa, ma non il primario responsabile dell'intervento sull'anziana paziente. Nella città lucana dei 21 delitti impuniti in 30 anni si ripetono le scene di omertà già viste sulla scomparsa di Elisa Claps, scrive il Fatto Quotidiano in prima pagina.
E con questo noi ci salutiamo. Buona mattina a tutti da Giulio Cainarca. Quando